Nico, buonasera a tutti e a tutte e benvenuti all'apertura del Capodanno Esos Poetas 2020, la 16ª edizione, in un momento abbastanza particolare. E sono... Aspetta un attimo, scusatemi un secondo perché c'è una cosa che mi infastidisce un po'. Ok, perché vibrava. Sì. E quest'anno siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa per il 16° anno, nonostante tutte le difficoltà, grazie sicuramente al supporto che ci è stato dato dall'amministrazione comunale di Seneca, la Regione Sardegna e ovviamente per Dasonadore, insomma, che ha lavorato per 12 mesi per questo evento e, come ben potete immaginare, gli ultimi 6-7 mesi non sono stati facili. Siamo arrivati veramente gli ultimissimi giorni di giugno-luglio a decidere di portare avanti la manifestazione. Un grande ringraziamento va anche a tutti i nostri ospiti. Li incontrerete, li vedrete, ci racconteranno tante cose, ci racconteranno di poesia e non solo. È stato anche per loro un grande investimento, insomma in questo momento di pandemico, diciamo. Una cosa un po' che ci dispiace è che alcune realtà del territorio della Sardegna non ci hanno supportato ed è inevitabile per noi come dire, citare purtroppo l'Unione dei Comuni che non ha supportato questa manifestazione quest'anno. Obiettivamente è stato un duro colpo e speriamo, come dire, che gli anni futuri si possa riallacciare un rapporto. L'ultimo sentito ringraziamento va oltre che a tutti i nostri ragazzi, insomma, i volontari che stanno animando la piazza da alcuni giorni, va a Seneca. Per Dasonadora è una storica associazione seneghese, ma manifestazioni del genere si hanno solo e esclusivamente grazie anche all'ospitalità del paese. Quindi ci sentiamo, come abbiamo detto più volte, di dover agire in punta di piedi, soprattutto in un momento così particolare, e come dire, ringraziamo la nostra comunità per aver anche quest'anno accolto il Capodanno e i suoi ospiti. Prima di passare, come dire, alla parte più legata, come dire, alla presentazione di quella che è la mostra che ospita in Casaddis, do la parola a Gianni, il sindaco, insomma, per due cose sul festival, su questo momento. Grazie Luca, buonasera a tutti e benvenuti. Sinceramente avevo messo in conto di non essere qua in questo momento in veste di sindaco perché, come molti di voi sapranno, le elezioni sarebbero dovute tenere a giugno, invece l'emergenza Covid ha indotto il governo a spostare le elezioni a ottobre, quindi siamo qua, ma chiaramente lo faccio con grande piacere, quello di portare non solo il mio saluto, ma intanto il saluto del vice sindaco qua presente, che anche l'assessore della cultura è stata all'interfaccia dell'amministrazione con l'associazione, con maggior frequenza rispetto agli altri, e il saluto naturalmente da parte di tutta l'amministrazione comunale di Seneghe. Come accennava Luca, quest'anno il festival alla sua 16ª edizione si tiene in una cornice intanto di contesto ambientale ma anche di tipo organizzativo completamente diversa, chiaramente. Il tutto avviene in questa piazza, nella chiesa di Sant'Antonio, una chiesa che abbiamo tra l'altro appena riaperto perché è stata oggetto di restauro. E quindi non anche in maniera itinerante come invece avveniva
negli anni scorsi. È organizzativa perché, come vedete, la disposizione che avete qua in questa piazza è dovuta chiaramente, unitamente a tutte le misure che sono state messe in atto, alle prescrizioni previste all'interno dei decreti. Purtroppo devo dire che ha accompagnato queste settimane, e fino a ieri qualche messaggio mi è arrivato, da un po' di critiche, un po' di polemiche, chiaramente rivolte a chi? Al sindaco e all'amministrazione, che hanno consentito questo evento. In realtà questo evento si tiene semplicemente perché è consentito dalle attuali norme, dai decreti, dalle ordinanze, così come avete visto si sono tenuti eventi simili in altre realtà anche vicino alle nostre. È un po' paradossale, 3-4 settimane fa ci dicevano il sindaco a Seneca che non consente niente perché non era possibile fare processioni, non era possibile realizzare ardie. In realtà, se avete letto i giornali, non sono tenute processioni ardie anche da altre parti, alcune più importanti come quella di Sedilo. Invece oggi il contrario, la critica è perché si tiene il festival. Il festival si tiene, un plauso devo fare all'associazione perché farlo in questa situazione è molto complicato, difficile, per loro è stato un aggravio di impegno, non solo per presentare il programma importante come gli altri anni, ma chiaramente è stato difficoltoso, e le difficoltà aggiuntive dovute a un'organizzazione che deve tener conto di tutte queste prescrizioni, di questi vincoli che ci sono. Il loro è stato, come diceva Luca, abbiamo discusso sull'opportunità di fare l'evento, abbiamo aspettato che ci fossero ovviamente le indicazioni, e nel momento in cui era possibile si è poi concordato sull'ipotesi di andare avanti, anche per dare un messaggio che è quello di intanto di speranza, ma di ritornare alla normalità, a fare le cose che solitamente facciamo. Credo che purtroppo, al di là dei virus che ci sono, perché questo non è il primo, non sarà l'ultimo, forse uno dei virus peggiori che abbiamo in circolazione è quello dell'ignoranza. Quindi tanta gente parla senza conoscere realmente come stanno le cose. L'impegno da parte di tutti noi è quello di promuovere invece trasparenza, correttezza, informazioni, cultura e conoscenza. Devo ringraziare anche l'amministrazione di ISI, il suo sindaco, perché hanno tra l'altro concesso la possibilità di fruire di una mostra che è possibile visitare, bella, molto bella, importante, è possibile visitarla in Casa Addis, in via Roma. Dico via perché prima ho dovuto fare un po' da cicerone su alcune persone che mi chiedevano ma dov'è la piazza, qui c'è la chiesa, ma era un'altra chiesa quella. E quindi niente, giusto questa informazione. Niente, non dico altro, dico semplicemente saranno 4 giornate, più che altro pomeriggi, perché appunto nella revisione organizzativa c'è il fatto che il festival quest'anno si tiene prevalentemente, esclusivamente, anzi nel pomeriggio dalle 17, poi mi hanno fatto fare un'ora di cottura al sole, dalle 17 alle 22:30 se non ricordo male il programma, e quindi niente, posso semplicemente augurarvi davvero buon festival. Chiudo con una cosa, un invito, perché come vedete stiamo rispettando le regole in un modo che difficilmente da altre parti si rispettano. Si dice il festival non si deve fare perché la minaccia è quella che, insomma, se succede qualcosa poi colpa del sindaco che ha autorizzato. In realtà vedete qua, siamo in una situazione che difficilmente credo che ci sia stata nelle ultime settimane in spiaggia, in Sardegna, che ci sia nei bar, che ci sia spesso nelle piazze dove ci sono crocchi di persone senza mascherine, senza rispettare la distanza e via dicendo. Quindi l'unico invito che vi faccio è, al termine di questi eventi, chi si recherà in piazza, chi andrà nei bar, ricordatevi che l'arma che abbiamo in questo momento sono 3: mascherina, fastidiosa, vedete io la devo sollevare in continuazione, mascherina, distanza, sanificazione.
Queste tre cose sono quelle che servono, al di là dei decreti. In questo momento il decreto più importante è il buon senso, quindi buon festival a tutti. Grazie. Io faccio questa cosa che salgo sul palco. Cioè Io salgo qua, poi me ne vado subito, quindi regalo un microfono a tutti. Bisogna poi accenderlo. Dico due parole brevissime, facciamo questo piccolo incontro con i nostri ospiti, Sergio Flore del Museo Nivola e Buonasera. il dottor Ghiani, che era un pezzo della biblioteca di Isile, insomma, un pilastro, e la dottoressa Manis, Isabella, che ha in qualche modo sostituito provvisoriamente il dottor Ghiani, sempre alla biblioteca di Isili. C'è anche l'assessore del comune di Isili, ci fa un saluto, ciao. A me piaceva inizio chiamare questa, cioè nel senso io immaginavo questa mostra come la mostra dei poeti incisori. Un po' perché, diciamo, come molti di voi sapranno, diciamo, Isili è terra madre di Pietro Mura, uno storico poeta, insomma, che poi ritroveremo in Sardegna non solo. E questa mostra che abbiamo portato qui a Seneghe ha una storia molto semplice, ve la racconto, insomma, perché un po' ne vale la pena. E poi passo la parola. Stavo facendo un lavoro a Isili, un documentario su Ugo Pellis. Stavamo intervistando il dottor Ghiani in biblioteca in merito delle fotografie che il Pellis scattò proprio a Isili. Io conoscevo poco del paese, sapevo insomma che era la patria dei Ramai qua in Sardegna, sapevo che patria anche di poeti. Non conoscevo in realtà questa storica, potremmo dire, tendenza verso l'arte incisoria, che è una storia che poi ci verrà raccontata magari dai nostri ospiti. E per caso mi imbatto, come dire, in questo corridoio con più di 50 opere dei più grandi artisti incisori della Sardegna, delle opere stupende. Questo accade 2 anni fa, io obiettivamente rimango assolutamente a bocca aperta, un po' perché mi piacciono, un po' perché secondo me rappresenta un pezzo importantissimo della nostra storia. E con la promessa e con la speranza, insomma, di poter portare la mostra qui a Seneca durante il Capodanne. L'anno scorso, per chi c'era, per chi se lo ricorda, era un anno particolare anche rispetto al tema che il festival aveva affrontato, che era il tema del viaggio, quindi decidemmo di portare una mostra del contrasto dedicata ai fenomeni migratori del Mediterraneo e quindi avevamo rimandato questa opzione. Quindi quest'anno, quando decidiamo di realizzare il festival verso, appunto, come dicevo prima, giugno-luglio, mi è venuto in mente, insomma, di poter chiamare in amministrazione, potermi confrontare con la biblioteca di Isili e proporre la possibilità di portare questa mostra. In realtà, e questa è stata un'altra grande sorpresa, abbiamo avuto una disponibilità praticamente immediata. In una settimana siamo riusciti, come dire, a chiudere un pochettino il punto, e grazie al supporto del Museo Nivola, grazie a uno dei nostri, insomma, Luca Pinna, che lavora in questo ambiente da anni, siamo riusciti a trasportare questa mostra qui in sicurezza, che è visionabile al pubblico da domani dalle 10 della mattina fino alle 5, alle 6 del pomeriggio. E la storia è questa, non mi dilungo di più, mi piacerebbe che Sandro, insomma, ci raccontasse un po' la storia di questa mostra, che è una bellissima genealogia, una mostra che materialmente arriva a Isili nei primi anni 2000, ma che ha una storia, quindi mi piacerebbe che Sandro dica qualcosa, poi passiamo la parola a Isabella per un po' di novità, insomma, qual è la situazione, anche perché questo è importante, le prospettive, e poi Sergio, che ha curato l'opera, se ci dice qualcosa. Io, che a me non piace stare qua, scendo, lascio la parola a voi. Se vi serve una mano risalgo. Vi porto l'acqua, vi porto una bottiglietta a testa, grazie mille. No, siccome ho anche poca voce, forse è il caso che mi alzi in piedi almeno.
Intanto grazie all'associazione, grazie al Comune di Seneghe che ci ospita e gli organizzatori di tutto. Non mi dilungo molto nei ringraziamenti perché verranno poi fatti, così come i saluti dell'amministrazione di Isili, poi è compito diciamo, della collega in carica, perché io ormai sono in pensione. Io sono nella condizione però di potervi raccontare un po', perché un po' meglio le cose, perché le ho vissute per intero dall'inizio. Non preoccupatevi dei fogli che ho in mano, non ve li leggerò tutti, però li ho scritti perché diciamo che per scriverli li ho voluti scrivere per andare un po' con precisione sulle cose, poi non mi dilungherò molto. Mi sono però reso conto mentre volevo scrivere le cose che non potevo farlo senza riandare indietro, non solo con la memoria, ma proprio anche sugli atti. E gli atti che hanno portato a questa mostra mi hanno ricordato tutta una serie di episodi, e sono anche molti, magari non vi dico tutto, però certo è che la mostra non è nata come un fungo, non è una cosa casuale. A Isili, la mostra che vedrete voi qui, diciamo, è un riassunto, anche se abbastanza ricco, della mostra che abbiamo a Isili. A Isili è esposta per intero nel corridoio della biblioteca comunale dal 2000, dal 2001 in realtà, nel febbraio del 2001. Come c'è arrivata e perché è una mostra prevalentemente di incisione, c'è anche qualcosina che non è incisione, ma il 99% sono incisioni. La storia vera, diciamo, la ragione, l'origine, è che Isili, oltre che essere patria di poeti e di ramai, nel caso di Pietro Mura, che ho visto dà anche il titolo a uno dei programmi previsti qui, si parla di un'Odissea del Rimas Novas, che è in una delle cose che fate questi giorni, che è in realtà un verso di Pietro Mura. Pietro Mura era poeta e quindi a pieno titolo sarebbe, ed è diciamo presente anche nel nome, nella manifestazione di oggi, ed era almeno fino a una certa età ramaio. Un'altra cosa la sottolineo per un attimo, tra ramai e incisori, diciamo che intanto si può incidere, spesso gli incisori incidono anche sul rame. Non è un caso, le acque forti si possono fare su zinco, prevalentemente sul rame. Dell'incisione io sul piano tecnico vi dico che differenza c'è tra incisione e pittura. Vi dico solo due cose, poi penso le spiegherà meglio Sergio dopo. L'incisione produce delle immagini che non sono mai prodotte direttamente sul foglio che vedete, cioè quando guardate un quadro inciso, un'incisione, a monte c'è sempre un'altra cosa, che è la matrice. La matrice è un altro materiale su cui, con tecniche che possono essere abbastanza diverse l'una dall'altra, viene prodotto il primo disegno, la prima copia dell'immagine, che poi viene trasferita su un foglio. Anche i modi di trasferirla sono diversi. Si possono usare dei torchi, si possono fare manualmente, ci sono diverse, ma non entro nel dettaglio, nel merito. Quello che è certo è che per incidere bisogna avere in mente che quello che poi andrà, il lavoro finito è una cosa diversa. Intanto, per esempio, quasi sempre speculare rispetto a quello. Cioè, se io incido una matrice e poi la stampo, è come se facessi un timbro e poi imprimessi il timbro su un foglio. Se vi è capitato di osservare i timbri, saprete che sono fatti, sono a rovescio, sono speculari rispetto all'immagine finale. Quindi bisogna già pensare con un'altra mentalità. L'altra cosa è che bisogna avere una grande dimestichezza con dei materiali, che possono essere, nel caso delle acque forti, nel caso di alcuni tipi di incisione, possono essere delle lastre di metallo di vario tipo, o nel caso, per esempio, della stilografia, possono essere legni, oppure può essere linoleum, ci sono diversi materiali. Quindi bisogna avere un'intima conoscenza dei materiali fisici che si decide di adoperare. Questa cosa, secondo me, ha ispirato una delle mostre, qui passo a dirvi qual è la ragione per cui Isili, una delle prime mostre importanti che si fecero a Isili. Questa si fece nell'88, non era la prima, ed era una mostra di Giovanni Dozzo.
Giovanni Dozzo è un incisore di una certa fama in Sardegna, che soprattutto per gli specialisti del settore è assolutamente conosciuto. Diciamo che dopo i primi 5 o 6, di cui vi dirò dopo, è tra quelli che è rimasto più a lungo, è morto nel 2014, è rimasto più a lungo operativo nella seconda generazione di incisori sardi famosi nel mondo. La prima mostra aveva come sottotitolo, era incidere, non mi ricordo più il titolo preciso, il sottotitolo era l'incisione tra arte e artigianato. È un titolo che a me non è mai piaciuto molto, nel senso che secondo me non è tra arte e artigianato, è il totale di artigianato e arte. Si sommano, non è una cosa che sta in mezzo, un po' di qua, un po' di là. È una cosa che o conosci bene e l'una e l'altra o non arrivi al risultato finale. Mi fermo qui. Dozzo è vissuto a Isili dagli anni, è rientrato, cioè è nato a Isili, ha cominciato a incidere giovanissimo, intorno ai 16 anni. E ben capitasse a Isili, che era un paesino abbastanza piccolo, no? Allora aveva forse 2500 abitanti e più o meno siamo tornati a quello dopo una prima crescita, una leggera crescita. Ha avuto la fortuna, diciamo, di poter coltivare il disegno e l'incisione perché ha conosciuto proprio da giovanissimo alcuni degli incisori più importanti della Sardegna. Il primo è stato Melis Marini, ma poi ha conosciuto i vari Dessì. Non sto a elencarvi tutti, spero che poi possiate anche vedere alcune delle opere di questi grandi nella mostra quando andrete a vederla. Dozzo ha ispirato in realtà l'attività culturale del comune di Isili, l'ha accompagnata, era una persona riservatissima, che viene anche difficile dire, perché non è che era uno che era lì sempre a bussare, semplicemente c'era, era presente, era disponibile. Noi approfittavamo un po' perché se ci serviva un bel disegno per un manifesto, lui era sempre pronto, sempre disponibile, si sedeva, lo faceva, ci portava, mai chiesto nulla. Aveva in realtà una rete di conoscenze molto ampie che noi all'inizio non ci rendevamo conto. Allora, io sono bibliotecario, la biblioteca esiste a Isili, ha aperto nell'80 e con la biblioteca, diciamo, sono nati e si sono formalizzati dopo i servizi culturali. Prima dell'80 non c'era assolutamente nulla che avesse a che fare con la cultura, c'era quello che c'era in tutti i comuni d'obbligo, e cioè l'ufficio anagrafe, il segretario comunale, cominciava a vedersi qualcosa dell'ufficio tecnico, ma neanche tanto, le cose essenziali, diciamo. La biblioteca è stato il primo punto che ha dato poi vita alle altre cose. In questo momento poi le cose principali sono diventate 3. Allora, la biblioteca, che rimane secondo me il cuore di tutto il servizio culturale, il museo, che non a caso è un museo del rame, dell'arte del rame e del tessuto, che si chiama Maratè, e poi tutto il ramo delle attività culturali. Dentro queste attività culturali si è sviluppato in modo particolare il settore dell'arte. A partire, diciamo, da questa prima mostra di Dozzo, che si fece nella chiesa di San Giuseppe, tra l'altro progettata, finanziata dalla provincia di Cagliari, però si fece a Isili, dentro una chiesa un po' come questa, solo che questa è già ristrutturata, quella invece era completamente piena di lavori, era tutta scrostata, svuotarono, diciamo, tutti i calcinacci che c'erano ammucchiati al centro per terra per poter allestire questa mostra, che fu allestita senza, cercando di non toccare nulla perché ci si sporcava da tutte le parti, no? Come dentro un cantiere. Quindi venne costruito dall'architetto Vascellari, ricordo, venne progettata e costruita una sorta di è difficile descriverlo, come una specie di ragnatela costruita in orizzontale, in verticale, da dove poi i fogli non incorniciati di tutte le incisioni vennero fatti scendere appesi a dei fili. Il tutto dentro questa specie di cantiere ancora aperto e così via. Comunque la cosa crea una suggestione notevolissima, perché le opere erano molto belle. E tra l'impalcatura che sembravano tutte queste cose sospese in aria, fondamentalmente, ben illuminate, con dei faretti. Insomma, la cosa fu un avvenimento.
E in quel caso, in quel momento si pubblicò anche il secondo catalogo. Dozzo ne aveva già prodotto uno per conto suo alcuni anni prima. In quel momento si produsse il secondo catalogo. Un terzo catalogo, e poi salto parte della storia, un terzo catalogo l'abbiamo prodotto come comune nel 2015 con una mostra, diciamo, che conclude un po' l'opera di Dozzo. Dozzo era ancora vivo nel momento in cui abbiamo pensato la mostra, ma è praticamente morto prima che la realizzassimo. E si fece una mostra non dedicata solo a Dozzo, ma dedicata intitolata Dozzo fra gli incisori sardi. E insieme a opere sue, anche in quel caso, si esposero opere di tutti gli incisori sardi più importanti di quel momento. Diciamo, questo tutto il legame con Dozzo. In realtà che cosa accade? Accade che l'amministrazione comunale, dopo la prima mostra che vi ho raccontato, decise di istituire un premio di incisione. Questo premio di incisione ha avuto finora 5 edizioni, io spero anche che venga poi ripreso. Si istituì con delibera, eccetera, con il proposito di farlo ogni 2 anni, poi in qualche caso ne sono passati 4, come succede nelle amministrazioni, che è difficile tenere stabilmente tutte le cose. A questi premi di incisione sono stati invitati ogni volta una scuola d'arte. Nei primi anni sono state invitate le scuole d'arte di Roma, di Palermo, di Urbino, in ordine inverso a quello che vi sto dicendo, naturalmente. Sono scuole dove in gioventù o in epoche passate hanno insegnato diversi maestri sardi. A Urbino, per esempio, a Palermo insegnò Mario De Litala, che rimane, credo, uno dei maestri indiscussi più importanti della storia dell'incisione in Sardegna e nel mondo. Quindi noi ci siamo un po' ispirati a ripercorrere gli itinerari che gli incisori più importanti del passato avevano. Siccome erano rimaste tracce, diciamo, abbiamo avuto una buona accoglienza, erano rimaste tracce nella scuola di queste precedenti gestioni e così via. Quando li abbiamo invitati, tutti hanno accolto l'invito e hanno partecipato, hanno mandato in generale un'intera classe, in genere è venuto il preside della scuola ad assistere a i premi duravano 3 giorni. Durante questi 3 giorni i ragazzi della scuola, aperta poi a tutti gli altri incisori che volevano partecipare, sardi, alcuni infatti che allora erano ragazzi, adesso è passato tempo, e sono adulti, sono a loro volta diventati incisori, alcuni anche famosi e comunque bravi, indubbiamente. E questi 5 premi, diciamo, si sono intervallati di 2 anni in 2 anni e tra un premio e l'altro si sono fatte un'infinità di mostre. Mi viene da andare, ma solo per quello io vi dico, una delle prime, anche questa ispirata da Dozzo, è stata una retrospettiva degli incisori più importanti. Io purtroppo sono in una situazione che non ci vedo né con gli occhiali né senza. La prima nel 92, intitolata Maestri incisori di Sardegna, c'erano opere di Felice Melis Marina, di Giuseppe Biasi, di Mario De Litala, di Carmelo Floris e di Stanis Dessì, che sono sicuramente i più famosi, i più importanti. A fianco a questo un seminario di incisione aperto ai ragazzi, eccetera, in cui insegnavano lo stesso Dozzo ed Enrico Melis, Enrico Piras di Sasser, che è ugualmente un incisore molto, molto conosciuto. Tra un premio e l'altro, vi dicevo, si sono fatte un'infinità di mostre, molte fatte su nostra richiesta perché diciamo che i premi stessi, i contatti, le conoscenze di Dozzo, eccetera, ci hanno permesso di individuare, perché altrimenti le nostre competenze interne al comune in campo d'arte non è che fossero molto forti, devo dire la verità. Io, anche se dirigo il servizio da anni, ho una formazione più che artistica, una formazione di tipo intanto biblioteconomico e poi antropologico museale, perché mi sono occupato sempre di più di queste cose. Però le sue consulenze sono state preziosissime, tantissimi artisti li abbiamo contattati e tutti hanno accettato di fare delle mostre a ISI e poi molti altri a quel punto hanno cominciato a proporsi da soli. Come è nata poi la mostra che vedrete anche voi qui? È nata da un'idea dell'amministrazione di allora,
che fece una cosa semplice, mandò una lettera a tutti gli artisti, sia quelli con cui avevamo avuto a che fare, che quindi avevano anche già fatto mostre, eccetera, sia a quelli di cui sapevamo della fama, della conoscenza, eccetera, e che sapevamo comunque raggiunti dal fatto che in quel periodo Isili era diventato un punto di riferimento per chi voleva occuparsi di incisione, una semplice lettera in cui gli si dice la biblioteca sta cambiando casa, stiamo aprendo un nuovo locale importante per la biblioteca al centro del paese, ci piacerebbe dotarla di una cosa che la caratterizzi in senso artistico, se vi fa piacere donateci un'opera e noi faremo una galleria, diciamo, dedicata all'incisione in Sardegna. Penso che partirono non molto più di 50 lettere, forse 50, 60 forse. Diciamo che 46 hanno risposto mandandoci l'opera e con nostra anche meraviglia ci sono arrivate opere non solo dagli incisori viventi che potevano anche avere l'interesse, diciamo, a esporre o avevano già esposto, ma sono arrivate diverse opere dalle famiglie o dai parenti o dagli eredi degli incisori più importanti che non c'erano più. Evidentemente, diciamo, il lavoro che avevamo fatto aveva toccato il segno e ha dato il segnale che c'era attenzione verso l'incisione, verso quindi i padri, diciamo così, dell'incisione in Sardegna, e che mandare un'opera a Isili sarebbe stato un bel modo di ricordarli. E noi ci siamo trovati a quel punto tutte queste opere, le abbiamo esposte, anche per esporle abbiamo cercato, non l'abbiamo fatto a casaccio, diciamo, o troppo artigianalmente, abbiamo cercato una storica dell'arte dell'incisione. Il premio nel frattempo era stato dedicato dopo i primi 2 anni, che era stato... c'era Salvatore Naizza, che era lo storico dell'arte in quel momento più famoso. Chi conosce un po' le opere sa che ha curato le opere del Banco di Sardegna, la storia dell'arte del Banco di Sardegna per anni. Morì nel corso, diciamo, dopo i primi 2 premi, e il Comune decise di dedicare a lui il premio per i successivi anni, quindi terzo, quarto e quinto furono intitolati a Salvatore Naizza. Poi la Maria Grazia Ascano curò anche l'allestimento della mostra. Poi noi ci siamo un po' abituati, devo dire, ad averla intorno, no? Poi abituati a vivere un po' in mezzo a queste cose. Abbiamo anche una raccolta che non è mai esposta, è sempre di cassetti, comprese un centinaio di opere dello stesso Dozzo, a cui ogni tanto dedichiamo una mostra, ma che altrimenti teniamo, diciamo, conservate, perché le incisioni sono un po' soggette, come tutte le opere d'arte, ma più di altre, sono un po' soggette al deperimento, eccetera, quindi le teniamo chiuse, le esponiamo soltanto una volta ogni tanto, abbiamo un ricco patrimonio. Siamo abituati a vivere un po' in mezzo a queste cose che manipoliamo per forza di cose o che vediamo spesso, e diciamo che la richiesta fatta dall'Associazione di Seneca per portare qui la mostra ci ha fatto molto piacere, ci ha fatto ricordare, cioè a volte abbiamo le perle sotto gli occhi e siccome ce le vediamo tutti i giorni non ce ne rendiamo più conto. Quindi è stato un momento in cui abbiamo voluto tornare. Io mi auguro che sia anche per le amministrazioni che ci sono e che verranno, che questa sia l'occasione per dire: ricordatevi che quando si fanno delle belle cose non si fanno per il giorno dopo, si fanno anche per 30 anni, 40, 100 anni dopo. Tornateci, cioè reinvestite anche in queste cose. Io spero, quindi, anzi sono sicuro, perché questo festival, io è la prima volta che lo vedo da dentro, però da quando esiste credo che sia uno dei festival di cui ho sentito più spesso parlare, in generale bene, devo dire, e quindi sono particolarmente contento che questa mostra, diciamo, abbia attirato la vostra attenzione, e il Comune è stato, penso, felice di poterla concedere, di collaborare con voi. A questo punto mi fermo, sono stato anche troppo lungo, e per la parte istituzionale la collega che mi sostituisce al Comune di Isili, la dottoressa Isabella Manis. Buonasera a tutti. Vi ringrazio dell'invito. Innanzitutto porgo i saluti dell'amministrazione. Qua abbiamo l'assessore, comunque il sindaco ha avuto degli impegni imprevisti e comunque non poteva rinviare, per cui non può partecipare stasera con voi e con noi, però vi porgo i suoi saluti.
Quando abbiamo ricevuto la richiesta, la proposta di allestire qua la mostra delle incisioni della biblioteca, diciamo che ci ha colto un po' di sorpresa. Questa mostra non è mai uscita dalla biblioteca di Isili, è la prima volta che viene esposta in un altro comune, quindi la cosa ci ha sorpreso, però l'abbiamo accolta con grande gioia, anche perché era l'occasione di farla conoscere un po' di più, di condividerla, di renderla fruibile a una comunità più ampia, e soprattutto perché era l'inizio di una collaborazione che si spera si mantenga nel tempo, sia con l'amministrazione comunale di Seneghe, sia con l'associazione, ma con tutte le persone che magari lavorano a vario titolo nell'ambito delle attività culturali, dell'arte e della cultura in genere. E il comune di Isili ha sempre dedicato grandi risorse alla cultura, all'arte. Fino a poco tempo fa eravamo 2 persone a tempo pieno in pianta stabile nell'organico dell'ente, quindi con un impegno di risorse umane notevole per un piccolo comune di ormai sono 2600 abitanti, 2007. Ha dedicato anche notevoli risorse finanziarie per mettere in piedi i servizi, ampliare di anno in anno. Quindi, come Sandro ha raccontato, non è una cosa che è nata dall'oggi al domani, ma sono stati investimenti negli anni, finanziamenti e grande dedizione. Tant'è che attualmente i servizi culturali occupano gli immobili più importanti del comune di Isili. Come ha accennato Sandro prima, infatti, il museo, il Marattè, il Museo per l'Arte del Rame e del Tessuto, è accolto nei locali dell'antico convento dei Padri Scoloppi. La biblioteca è in un locale di inizio Novecento, nella piazza principale del paese, sono 800 metri quadri di spazi. Non solo, abbiamo anche il Monte Granatico, un locale che è stato ristrutturato con un importante finanziamento e che svolge le funzioni di centro servizi per il sistema bibliotecario e viene utilizzato per mostre, attività, eventi. Abbiamo anche il centro artistico, l'ex mattatoio, che è stato ristrutturato e destinato al centro artistico e a scuola di musica. Quindi è un continuo investire e negli anni hanno creato appunto questo importante e ampio servizio. E ovviamente anche nell'arte, come ha meglio descritto, ci sono state mostre di incisione, premi, mostre personali e vari eventi nell'ambito dell'arte. Ma questa attività continua anche adesso, perché per quest'anno era prevista la realizzazione di un progetto sull'incisione. All'inizio dell'anno, su input dell'amministrazione, volevano realizzare qualcosa. Ormai era passato qualche tempo dalle precedenti mostre di Giovanni Dozzo, e quindi avevamo pensato a un qualcosa che potesse risvegliare l'interesse sull'incisione a Isili. E avevamo un cantiere, un progetto che prevedeva il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado, quindi ragazzi 12-14 anni. E l'intenzione era quella di coinvolgere gli insegnanti di arte e creare dei piccoli momenti di lezione, storia dell'arte, ma laboratori e quindi attività pratica all'interno con questa collaborazione. E poi chiudere il tutto con una mostra che è con 2 sezioni, articolata in 2 sezioni, che è dedicate una ai lavori dei ragazzi e un'altra sezione Giovanni Dozzo. Purtroppo, a causa dell'emergenza, ci siamo dovuti fermare solo al progetto, poi si spera che magari
riprendendo l'attività scolastica si possa in qualche modo rincominciare e portarlo avanti, perché cerchiamo comunque di coinvolgere soprattutto i ragazzi, perché questa tecnica è un po' particolare, è a loro sconosciuta, a scuola viene spesso trascurata e quindi può essere l'occasione di farla conoscere un po' di più. In occasione delle mostre sono stati creati anche degli spazi con dei piccoli angoli per rappresentare un po' la sede del lavoro dell'incisore. E anche in queste occasioni abbiamo invitato le scuole a partecipare con delle dimostrazioni, anche seguite da Marco Mura, che è un operatore della biblioteca e è qua tra noi, e è un incisore. Si è reso molto disponibile in questa occasione anche per individuare alcuni oggetti, lastre e materiali vari che poi troverete esposti nella mostra, quindi per creare un po' un angolo di lavoro e dare un po' l'idea di quello che è l'attività dell'incisore stesso. Io non vado oltre, vi ringrazio, spero che sia appunto la prima di una lunga collaborazione. Passo la parola a Sergio, buonasera. Grazie. Innanzitutto mi presento e vi do il benvenuto. Mi chiamo Sergio Flora e sono il responsabile dei servizi educativi della Fondazione Costantino Nivola di Orani. E qua sono in veste di curatore della mostra, ho avuto proprio l'onore, davvero è il caso di dirlo, di curare questa piccola esposizione, che così piccola non è. Tanto che uno dei miei primi compiti è stato quello di selezionare queste opere. E quindi partire proprio nel raccontarmi forse la mia prima fatica, il dover scegliere le opere. In realtà la mostra si compone di diverse tavole e abbiamo dovuto eseguire una prima selezione, in primo luogo per motivi di spazio, non volevo affollare le pareti, ma volevo dare il giusto risalto a tutte le opere. E il primo pensiero che ho avuto nel momento in cui ho passeggiato, ho avuto il piacere di visitare la biblioteca di Isili, è stata quella che di certo la mostra aveva avuto già una precedente curatela, ben puntuale, non si trattava solo di un ordine cronologico. Mi piace poi scoprire di lì a poco, da pochi istanti dopo, che la prima curatela era stata firmata da Maria Sascano, una delle più importanti docenti appunto di storia delle incisioni in Sardegna, dell'Ateneo Cagliaritano. Quindi avevo già compreso dunque che in tutta l'esposizione, già nella scelta delle opere, c'era dunque una ratio. Quello che ho potuto fare io è fare una selezione. La mostra oggi, che verrà appunto presentata qua oggi a Seneghe, è frutto certo di una selezione di due grandi momenti in due piccole sale, dove una sala è stata dedicata a quelli che io stesso ho chiamato i padri fondatori di quest'arte, artisti che hanno portato la Sardegna sin dai primissimi anni del secolo breve, del 1900, all'attenzione internazionale, creando una vera e propria scuola riconosciuta di illustratori, di incisioni, che hanno animato le più belle pagine dell'illustrazione italiana, a partire dagli anni 10 fino agli anni 30, di cui tanti sono gli artisti oggi rappresentati in mostra. Uno su tutti, Stanis Dessì, o ancora Carmelo Floris, tante le persone a cui oggi sono state dedicate ad esempio delle case museo, delle esposizioni museali. Quindi avrete modo in un certo qual modo di ripercorrere proprio una pagina bellissima della storia dell'incisione europea. L'altra parte della mostra è invece dedicata a quello che ho chiamato la loro eredità diretta, tra cui tre grandi artisti, uno su tutti, Giovanni Dozzo, troverete le tavole di Deconare, tanti gli artisti ancora oggi viventi, ultranovantenni, che hanno ripercorso la strada di una tecnica che in realtà anche nelle nostre scuole o nelle scuole d'arte pian pianino è andata a scomparire, perché è una tecnica complessa, una tecnica che richiedeva attenzione, precisione. In realtà questa mostra, ho gli stessi incisori, quelli che chiamiamo appunto padri fondatori, uno su tutti anche Giovanni Dozzo, ci ha lasciato un'eredità importante che è intrinseca, insita nella tecnica stessa, ossia la progettualità,
chi lavorava, chi progettava, chi lavorava con una lastra, sia essa appunto di rame, di zinco, oppure sulle matrici lignee, sapeva che non poteva sbagliare, quindi aveva necessità di riflettere, di progettare. La stessa tecnica costringe l'artista a ragionare guardando l'immagine e speculare come se fosse un negativo. Quindi la progettazione, che oggi è una parola chiave che ritroviamo nella progettazione culturale in primi, nelle tanti agognati, ad esempio gli stessi bandi europei che oggi ci invitano a stringere dei legami, che è l'altra parola chiave che un po' rappresenta questa mostra, perché questa mostra è frutto di un progetto, di un'intuizione. Io darei dei meriti al presidente dell'associazione, a Luca Manunza, che ci ha raccontato un po' la genesi di come è venuto a conoscenza di questa mostra, ma oltre all'associazione culturale, il comune di Seneghe, quello di Isili o la biblioteca comunale, sono state in realtà culturali come la stessa Fondazione Livola che si sono sedute allo stesso tavolo e hanno portato all'attenzione oggi di tutti voi una collezione, un patrimonio culturale che di certo è già valorizzato, ma come ci raccontavano forse avevano in realtà spento un po' i riflettori, si erano abituati a quelle tavole che invece rappresentano davvero un po' la storia dell'incisione italiana, sono delle opere davvero molto belle, che raccontano anche del nostro quotidiano. Tra queste opere ci sono, come dicevo, artisti viventi, artisti che a partire dagli anni 70, una su tutti Gabriella Locci, ha innovato la tecnica, ha portato avanti delle sperimentazioni e oggi, grazie al suo lavoro, ancora una volta la Sardegna diventa il terreno fertile per una progettazione internazionale, lavora tantissimo su altri paesi, con altri paesi europei e questi laboratori partono ancora una volta dalla Sardegna. Da lì concludo volendo un po' spiegare invece il titolo che ho scelto, La Sardegna insegni. Insegni chiaramente racchiude quella narrazione, quella tecnica, visto che troverete in sala tante lessicografie, gli acquaforti, le punte secche, e quindi racchiudeva bene quei segni lasciati su matrice, ma nello stesso tempo è un buon auspicio alle giovani generazioni di artisti affinché possano con le loro ricerche riportare la Sardegna su un dibattito internazionale, qual era quello appunto dei padri fondatori, ma nello stesso tempo un buon auspicio affinché le attuali politiche culturali della Sardegna possano essere motore di un'economia sostenibile, ragioni d'incontro come noi oggi, ordinati. In realtà spenderei un grazie davvero anche all'amministrazione comunale, a quanti hanno portato avanti come l'associazione per da Zonadora a questo festival, nonostante la pandemia, perché è possibile con il buon senso di cui parlava il primo cittadino mantenere le distanze e le sicurezza, sanificare le mani, una mascherina e poter continuare a vivere rispettando e prendendosi cura anche degli altri. Ed è quello un po' che fa la cultura, che vuole fare oggi la cultura in Sardegna. Questo quindi è il buon auspicio, vi invito a visitare la mostra. Al centro abbiamo riportato, ricostruito un po' un tavolino dell'incisore, quindi con un torchio calcografico, alcune delle matrici, delle sgorbie o dei rulli, è semplicemente una suggestione, quella di regalare al visitatore una curiosità, come vengono ottenute, come venivano ottenute queste opere, semplicemente in un angolo raccolto, in un tavolo, quei torchi che ancora una volta provengono proprio dalla biblioteca di Isili perché in oltre 2 decenni ha portato avanti tante attività didattiche, come appunto raccontavano prima, tant'è che ancora oggi persone della mia generazione, della mia età raccontano: io ho frequentato l'istituto d'arte per anni, abbiamo abitato la comunità di Isili e abbiamo appreso tanto perché c'erano dei laboratori e quindi immaginate l'esperienza di uno studente che negli anni 90, negli anni 2000 arrivava ad esempio dalle Marche, dal Lazio ad abitare una piccola comunità e di certo quell'incontro non è sottaciuto anche dagli stessi abitanti, ha di certo lasciato rapporti, segni, ricordi, di cui questa mostra è uno sicuramente degli esiti più alti, ma sono certo che dunque tutti quei materiali possono essere riaperti dai cassetti e invito l'amministrazione comunale, quanti ancora oggi a Isili sono chiamati a occuparsi di cultura, a ripercorrere quelle strade, perché la formazione, le opportunità passano davvero anche per attività didattiche di questo calibro. Io vi ringrazio per l'attenzione, siamo a disposizione se eventualmente ci fossero delle domande e grazie per essere intervenuti.
semplicemente le tecniche rappresentate sono le più diverse. Partono dalla xilografia, che è praticamente un'incisione su delle lastre di legno, passando ad esempio per altre tecniche come la punta secca, lastre che venivano inchiostrate con una vernice, la quale una volta lasciata asciugare veniva graffiata, e le lastre immerse in un mordente. Il mordente, l'acido, avrebbe lasciato dei segni talvolta molto più fini o puntuali di altre tecniche, e una volta inchiostrata la lastra e passata sotto il torchio, l'opera effettivamente veniva rappresentata su foglio di carta. Ci sono invece delle tecniche anche più moderne, come quelle della serigrafia, in cui ad esempio i torni sono fatti meccanici e ancora oggi sono alla base. Prima, durante la narrazione, il professor Ghiani raccontava di come spesso venisse coinvolto l'artista Giovanni Dozzo nella realizzazione delle locandine. Vi invito a passeggiare per la biblioteca, perché quelle locandine sono di una modernità stravolgente e sono fatte con tecniche serigrafiche, che sono in realtà gli antenati delle nostre stampanti. Nella mostra sono ben rappresentate tutte le tecniche. Prima ho avuto il piacere di fare una passeggiata in mostra con un'operatrice, e in realtà una delle mie riflessioni parte dal fatto che forse davvero non tutto accade per caso. Secondo me non è davvero un caso che ISIL, anche nel territorio regionale, si sia distinta per la tecnica incisoria, anche perché a ISIL c'erano dei ramai, quindi una disponibilità immediata di lastre di rame che venivano incise con una punta secca. Ed è stato i primi esempi di come quest'arte si sia diffusa in tutta la Sardegna. Inizialmente gli studi avevano ipotizzato che, vista la maestria dei nostri artigiani nell'intaglio del legno, la tecnica arrivasse proprio da lì, le prime incisioni fossero figlie di intagli su legno, quindi di xilografie. Ma non è così, le prime incisioni giungono in Sardegna nella seconda metà del 1700 e hanno un carattere sacro, temi che ritroverete in mostra. E hanno un carattere sacro perché c'era una necessità da parte del clero, chiaramente, di divulgare, di istruire il popolo. E le prime incisioni sono i metodi, le tecniche più semplici per diffondere un'immagine che in quel caso avevano chiaramente dei caratteri sacri, piccole immagini che erano dei veri e propri gioielli, quasi di oreficeria, venivano completati ad esempio con l'acquerello, venivano impreziositi col colore. E da lì tutte le tecniche si sono poi evolute sino ad arrivare alla grande scuola di cui vi ho accennato nei primi del Novecento. Io non lo so, se non ci sono altre particolari domande, vi invito. Se non ci sono altre domande, vi invito da domani alla mostra che si tiene a Casa Addis, Domo della Poesia, la sede dell'Associazione Perda Suonadora in via Roma 22, vicino alla biblioteca. Dalle 10 fino alle 5, possiamo fare anche fino alle 6. Gli ingressi sono controllati, possono entrare 5-6 persone alla volta massimo. In 2 sale c'è l'esposizione, in una terza sala, che è la sala centrale, una sala proiezioni, sono presenti 2 video, uno di presentazione dell'apertura della biblioteca, dove in alcuni scorci si vede anche l'inaugurazione di questa mostra. Un altro video invece che è molto bello è il video dove viene presentato il catalogo e la mostra di Dozzo, che è un video di 45 minuti dove intervengono critici d'arte, poeti, storici dell'arte della Sardegna. È un video molto bello e molto piacevole, insomma, da ascoltare e da vedere anche per pochissimi minuti, ricco di contenuti. Io ora ringrazio tutti voi. E passiamo immediatamente al prossimo appuntamento. Abbiamo un salto di programma. Io non c'ho il programma in tasca, comunque grazie. C'ho troppa roba in testa e non mi ricordo tante cose. Praticamente l'appuntamento con Davide Ferrari e Andrea De Alberti è saltato perché Andrea ha avuto un problema familiare e, come altri ospiti, non potrà essere qui al festival, tra cui, diciamo, faccio un piccolo recap, tra cui Nilaio Zer,
quindi il 5 settembre, sabato alle 21:30. Abbiamo sostituito questo appuntamento sempre insieme a Nicola con una piccola, secondo me, una piccola perla e una piccola sorpresa per il festival, secondo me. L'altro problema è che non sarà presente, purtroppo ci tenevo tantissimo, è Carmen Gallo, perché ha avuto un piccolo problema di salute e abbiamo preferito tutti assieme, diciamo, che se ne rimasse a casa e si curasse meglio. E questi appuntamenti, tutti gli appuntamenti del festival che saltano, in questo caso sono 3 appuntamenti, siamo riusciti a rimandarli all'anno prossimo, quindi tra febbraio e maggio avremo una piccola programmazione, una sorta di festival off che porterà questi autori, questi poeti, queste poetesse qui a Seneghe. Ringrazio ancora tutti e 3, l'amministrazione e tutti quanti. Do la parola al nostro Mariano, che ogni anno introduce l'appuntamento successivo insieme a Mario e gli altri amici. Grazie di tutto. Chiedo a Nicola la sostituzione dei microfoni. Perfetto. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Nel frattempo che igienizziamo la postazione e il palco, volevo ricordarvi che abbiamo un banchetto con il merchandising di questa edizione nella parete opposta della chiesa, se volete avvicinarvi a dare uno sguardo e così anche sostenere il festival. Dunque, ora ci sarà la presentazione di 2 libri di recente pubblicazione dal titolo Bande, fazioni, trame, la nobiltà rurale tra violenza e giustizia nella Sardegna del Settecento di Maria Leppori e Carlo Felice e i tiranni sabaudi di Francesco Casula. Verrà trattato il passaggio, esattamente 300 anni fa, nel 1720, del governo dell'isola dagli spagnoli ai piemontesi e di quali sono state le ripercussioni nella società sarda. La serata sarà moderata da Mario Cubeddu e sono graditi gli interventi dal pubblico. Chiamo sul palco, se siamo pronti, gli autori Maria Leppori, Francesco Casula e Mario Cubeddu. Grazie. Buonasera a tutti. Mariano ha in qualche modo anticipato i motivi che ci hanno portato a organizzare questo incontro specifico. Noi negli anni passati abbiamo sempre prestato attenzione anche ad argomenti relativi alla storia della Sardegna. Abbiamo parlato in particolare, credo soprattutto, del triennio rivoluzionario in diverse occasioni. Quest'anno ricorre una data molto importante della storia sarda. Credo che sia una dei momenti, delle poche date che veramente segnano le differenze tra un'epoca e l'altra nella nostra storia, diciamo della Sardegna moderna e contemporanea. Il Medioevo che si chiude per la Sardegna con l'affidamento al re d'Aragona del titolo di re di Sardegna, quindi
la creazione del Regno di Sardegna così come è esistito nell'età moderna, e poi questo passaggio del 1720 proprio esattamente 300 anni fa, tra luglio e i primi di settembre, c'è il passaggio effettivo del potere in Sardegna dagli Asburgo, dagli austriaci, ai piemontesi, con la fine in sostanza del periodo del dominio spagnolo in Sardegna, che è durato circa 4 secoli e che è stato fondamentale appunto per la nostra storia. Ecco, un po' per ricordare questo anniversario e per riflettere su un tema che è tornato in discussione in questi ultimi tempi in Sardegna, il giudizio sul dominio dei Savoia, su come è stata governata la Sardegna negli anni in cui il re di Sardegna prima e poi anche i re d'Italia si sono succeduti al governo dei loro stati che comprendevano la Sardegna e poi dell'Italia, che risultati questo governo ha prodotto per l'isola. E appunto c'era un dibattito, c'era un confronto anche spesso abbastanza acceso, per cui inizialmente avevamo pensato a un incontro spettacolare sotto forma di vero e proprio processo, come l'idea c'era stata suggerita precedentemente da Roberto Magnani, una teatralizzazione dell'argomento, poi le vicende ultime che vediamo riflesse nelle nostre facce, nelle nostre mascherine, ci hanno costretto ad accantonare l'idea e a ripiegare su un metodo più tradizionale per affrontare la questione attraverso l'esame di 2 opere di uscita recente oppure di ristampa recente dopo che aveva avuto notevole successo e un riscontro molto importante tra i lettori della Sardegna, appunto attraverso 2 opere cercare di affrontare l'argomento e eventualmente anche in questa occasione sollecitare un dibattito. Allora, cominciamo da Maria, non soltanto per ragioni evidenti di cavalleria, come si diceva un tempo, ma perché la sua opera in qualche modo pone le basi per un'analisi dell'epoca, per un'analisi di come i Savoia sono entrati a governare la Sardegna e come si sono confrontati con la società sarda che ereditavano dalla Spagna. Maria è una ricercatrice seria e brava che in questi ultimi 20 anni circa ha dedicato a questo argomento 3 libri legati l'uno all'altro. Il primo, Dalla Spagna ai Savoia, in cui racconta appunto la Sardegna del Settecento, come appunto il nuovo governo ha affrontato i temi, come appunto si è mosso con prudenza e poi alla fine con maggiore decisione. E questa Maria è un'esperta di storia della Sardegna del Settecento e conduce la sua analisi fino, diciamo, alla fine del secolo, quando questa vicenda trova il suo sbocco nell'età rivoluzionaria. C'è stata appunto una rivoluzione sarda tra il 93 e il 96, spesso ignorata da chi studia quegli anni in genere in Italia, ma un passaggio importante nella storia sia della Sardegna che in generale dei movimenti rivoluzionari europei che chiudono questa fase. E lo sguardo di Maria, appunto, oltre a questo primo libro, l'attenzione di Maria si è focalizzata in particolare sulla sua. Lei del Settecento ha studiato soprattutto l'aristocrazia e si è concentrata la sua attenzione sull'aristocrazia sarda. L'aristocrazia sarda che
è il ceto superiore dei tre ceti in cui è divisa la società sarda, come quella europea in generale. Gli stati francesi, le corti di Spagna erano ugualmente ai tre ceti della società medievale, appunto l'aristocrazia, i militari, il clero e tutto il resto, dai cittadini fino ai vassalli dei feudi. Ecco, dedicandosi all'aristocrazia, Maria ha individuato anche che subito viene connotata come un po' come un disturbo per i nuovi governanti, in quanto si presentano rissosi, si combattono tra loro, danno origine a un fenomeno che in Sardegna è molto ben conosciuto, che sembra caratterizzare in qualche modo tutta la storia sarda fino a pochi anni fa, cioè il banditismo sardo. Maria ha appunto affrontato questo argomento in due libri, legati l'uno all'altro. Il primo Faide, il secondo Bande, fazioni, trame, appunto considerando come anche il fenomeno si sviluppa anche in relazione a come si sviluppa il rapporto tra lo Stato, appunto, tra il governo piemontese e l'aristocrazia, il che comporta anche che, essendo questo ceto sociale ai vertici della società, è un confronto in realtà con la società sarda nel suo insieme. Ecco, io vorrei chiederti che tu ci parlassi di questa tua ricerca e appunto di come sei approdata a questo tema, cioè, che cosa hai trovato di peculiare nella vicenda dell'aristocrazia sarda. Devi prendere il tuo, sì. Si sente? È un po' complicato, voglio dire, spiegare il lavoro di tanto tempo in poche parole. Cercherò però di essere chiara nelle poche cose che riuscirò a dire. Mi interessava, avevo cominciato a studiare il Settecento. Il Settecento era noto soprattutto per i fatti di fine secolo, di fine Settecento. Invece tutto il resto sembrava soltanto finalizzato a compiere quell'ultimo passo rivoluzionario. Invece ho incominciato proprio dal momento del passaggio del Regno di Sardegna dalla Spagna ai Savoia, e cioè ho cercato di individuare in quel momento cruciale, tra l'altro la cerimonia ufficiale in cui c'era dato l'incontro tra il primo viceré di Sardegna e le tre voci, i tre grandi stamenti, cioè lo stamento militare, lo stamento ecclesiastico e lo stamento reale, era venuto proprio il 2 settembre, cioè 3 secoli a ieri. E in quel momento si incontrano due entità, da una parte un'autorità nuova, dall'altra i ceti più rappresentativi del regno, che non si conoscevano, non si erano neppure desiderati l'un l'altro, nessuno aveva mai pensato, né i Savoia desideravano la Sardegna, la Sicilia, e si trovarono a dover gestire una poverissima Sardegna, né la Sardegna amava andare in mano di un principe così minore come era il duca di Savoia. Cioè la Sardegna proveniva da quella grande monarchia cattolica sui cui domini non tramontava mai il sole. Quindi dovete immaginare che c'è anche un passaggio, una sorta di atteggiamento, non dico della nobiltà sarda, ma certo da parte dei nobili aristocratici di origine iberica e che spesso stavano nella penisola iberica, un atteggiamento di assoluto fastidio per questo signore che loro consideravano addirittura una figura inferiore a loro stessi personalmente. Cioè dei grandi nobili spagnoli ritenevano che il duca di Savoia non potesse pretendere da loro un atto d'omaggio
che potesse pretendere da loro un atto di fedeltà. Ma chi era questo duca di Savoia? E invece bisognava stare attenti, non bisognava sottovalutare il nuovo sovrano che si sarebbe insediato in Sardegna, cioè questo Vittorio Amedeo, che aveva già fatto degli esperimenti in Piemonte di accentramento dello Stato e quindi di valorizzazione delle strutture dello Stato, di potenziamento, che la monarchia spagnola non era mai riuscita a fare, avendo domini enormi e tanto diversificati. La Spagna aveva sempre riconosciuto le diverse entità che formavano i suoi domini una loro identità particolare, ne aveva rispettato sempre le istituzioni. Anche i Savoia erano tenuti teoricamente a rispettare tutte le istituzioni del Regno di Sardegna, con gli atti di cessione, che era una sorta di atto scritto con cui veniva vincolata la nuova monarchia, venivano vincolati i nuovi sovrani a rispettare quelle che erano le leggi, gli usi, i costumi e tutte le istituzioni del Regno di Sardegna. E in realtà poi teoricamente sembrava che questo accadesse. In verità non bisognava, come vi dicevo, sottovalutare Vittorio Amedeo II. Vittorio Amedeo II era un principe con tendenze assolutistiche, che aveva come modello Luigi XIV e che ancora meglio di Luigi XIV era riuscito a realizzare delle riforme all'interno dei suoi domini piemontesi. A pagare probabilmente avrebbe dovuto essere più accorta l'aristocrazia sarda, a pagare soprattutto di questa forza e di questa volontà autoritaria del sovrano sarebbe stata soprattutto l'aristocrazia. Ma l'aristocrazia sarda usciva da un ventennio di guerre, da un ventennio di divisioni interne, da un ventennio di scontro tra i sostenitori di Filippo o di Borbone e sostenitori di Carlo d'Asburgo. Si erano dissanguati gli aristocratici nel sostenere gli uni e gli altri, arrivano di fronte a Vittorio Amedeo ormai, come dire, impoveriti. Hanno perso i loro capi più prestigiosi, non ci sono più i Casteville, non ci sono più gli Alagon, quei due gruppi familiari che nel Seicento avevano guidato l'aristocrazia ai massimi livelli, che erano dei rapporti con la corte madrilena di altissimo livello, ed invece si ritrovano con un'aristocrazia decapitata e nello stesso tempo impoverita, fragile, che si avvicinava al sovrano quasi in modo umile. E del sovrano aveva bisogno. Quale aristocrazia non ha bisogno di essere vicina alla fonte del potere? Se il sovrano ti tiene distante, finisce che anche i tuoi subalterni ti sbeffeggiano. Quindi l'aristocrazia aveva bisogno di avere in qualche modo riconosciuto il proprio prestigio dalla fonte più alta del potere e quindi dal sovrano e dal viceré. Forse mi sto prolungando troppo su questo, però volevo dire che l'aristocrazia non era stata abbastanza capace di capire che entrava in un altro sistema e si è voluta illudere che potessero valere le istituzioni vecchie. In realtà la prima cosa che viene eliminata è proprio il Parlamento. Il Parlamento era l'unico canale di comunicazione, che è il canale più importante di comunicazione tra il Regno e la Corona di Spagna nei secoli spagnoli, e invece scompaiono del tutto. Ciononostante l'aristocrazia, pure umiliata, pure risentita, pure sempre animata da un rancore, da un malumore sotterraneo, non pensò mai di attivarsi realmente per mettere in movimento l'energia che avrebbe potuto attivare. Si tenne invece così, subalterna, perché l'unica cosa di cui era soddisfatta è che, non potendo modificare le istituzioni feudali, i Savoia non avrebbero mai intaccato i loro poteri feudali. E infatti l'unico momento in cui poi gli aristocratici sardi tentano un atto di ribellione e diffondono un manifesto antigovernativo voluminoso, 100 pagine manoscritte di polemica e di protesta contro l'assolutismo regio. Questa grande protesta avviene in un momento speciale, e cioè quando in Sardegna il re e tramite soprattutto Bogino, il ministro Bogino, il temutissimo Bogino, decide di stabilire anche in Sardegna i consigli comunitativi, che sarebbero quelli che noi oggi chiamiamo consigli comunali,
ma che allora non esistevano e che in fondo avevano una funzione particolare, erano uno strumento di autogoverno delle comunità rurali, non insignificante, anzi importantissimo, perché avrebbe permesso alle comunità di organizzarsi, di fare causa contro il feudatario nel caso che ci fossero degli abusi, di proteggere la comunità in generale. Allora, in qualche modo, se voi notate, l'aristocrazia sarda si ritrova in una situazione molto ambigua. Da una parte ha tutto il diritto di contestare, di pretendere dal sovrano un maggiore riconoscimento della propria dignità e non riesce a farlo, dall'altra parte nel momento in cui si ribella è soltanto per conservare soltanto i suoi antichi diritti, anche gli abusi che aveva sulle comunità rurali, quindi sui vassalli. Allora, questo per dire che in sostanza la storia non è mai a senso unico, che probabilmente quando studiamo la storia è difficile stabilire del tutto buono e tutto cattivo, e che quindi invece bisogna analizzare attentamente i diversi percorsi e non pretendere di dare giudizi, ma cercare di vedere la realtà e soprattutto cercare di avere quella distanza, come dicono gli antropologi, quella distanza antropologica che ci permette di dare al passato il senso del passato e al presente un senso che non può essere sovrapposto al passato. Non so se vorrei che concludessi questo discorso con le osservazioni che tu fai alla fine del tuo primo libro sul collegamento tra questa presa di posizione aristocratica e la formazione in Sardegna di uno spirito nazionale che si esprimerà nel triennio rivoluzionario, cioè paradossalmente una rivendicazione conservatrice sviluppa, un po' come credo sia avvenuto nel corso della rivoluzione francese, mi pare. Sì, sono d'accordo. Cioè, in realtà questo documento di protesta che viene presentato dagli aristocratici, che circola segretamente tra gli aristocratici, quindi, e che doveva servire questo documento che doveva servire a chiamare a raccolta tutti gli aristocratici sardi, riunirli per fare una protesta generale a Torino, questo era l'obiettivo, un obiettivo difficile da raggiungere, perché immaginate che appunto il Parlamento era stato soppresso, la possibilità quindi di incontrarsi mancava ormai da la riforma dei consigli comunitativi del 1771 e quindi era da 70 anni che non si riuniva un Parlamento, quindi era mancata anche l'assuefazione all'incontro, alla discussione, alla dialettica, cioè il Parlamento era stato sempre una palestra importante di elaborazione degli interessi sia di Ceto ma anche degli interessi del regno. Questo in qualche modo non è più facile dopo 70 anni, l'aristocrazia è come se fosse un po' sparpagliata, non riusciva ad avere una compattezza di Ceto chiara. Ciò nonostante, in quel manifesto, dicevo, per la prima volta quando gli aristocratici rivendicano le loro origini, noi discendiamo dai vecchi conquistatori del Regno di Sardegna, noi siamo i veri fondatori del regno, tant'è vero che mai i sovrani, prima aragonesi e poi spagnoli, ci hanno sempre graziato di tutto, non sapendo come ricompensarci dei servizi che abbiamo reso con i nostri beni, con il nostro sangue, con le nostre vite. E arriva a questo punto invece un piccolo principe di Savoia che vuole dettarci legge, lui che possiede un regno soltanto per merito nostro. E quindi c'è tutta una rivendicazione dell'identità del Regno di Sardegna, dice come fa? Noi dovremmo stare assoggettati a delle leggi di un semplice duca, ma quando mai? Il rispetto degli atti di cessione deve essere totale, altrimenti potremo anche chiamare le potenze che hanno firmato gli atti di cessione a intervenire per appunto sanzionare, possiamo dire, il comportamento del re Savauro. In questo documento c'è già in nuce, è il primo documento di protesta ed è il primo documento in cui si parla di nazione sarda.
Ciononostante, non dobbiamo illuderci, perché per nazione sarda gli aristocratici intendevano soltanto l'aristocrazia sarda. Ma c'è anche un altro fatto che è importante, non soltanto che si rivendica la nazione sarda, ma perché anche, adesso a proposito per esempio dei movimenti di fine secolo, di solito siamo abituati a esaltare ultimamente gli eventi dell'Angioia e dei movimenti rivoluzionari. In realtà, se parte la rivoluzione, se parte la contestazione, è perché c'è un'aristocrazia che aveva già fatto quel tirocinio 20 anni prima, nel 1771, e che è la prima ad organizzarsi, a riunirsi in un'assemblea cetuale e a imporre la riunione del Parlamento al viceré. Quindi, voglio dire, da posizioni conservatrici, ma in qualche modo che poi spingono verso il cambiamento. Dobbiamo arrivare al cuore del tuo lavoro, cioè a come il governo piemontese affronta in qualche modo l'aristocrazia, soprattutto direi come un problema di ordine pubblico. Io vi raccomando caldamente la lettura delle opere di Maria Lepori, perché sono delle storie appassionanti, come sono le storie di frontiera, di avventura, di banditi, di contrabbandieri, di rivoluzionari, in un periodo estremamente interessante come quello, per dire, anche della lotta per l'indipendenza in Corsica con Pasquale Paoli. Un banditismo, che Maria definirà nei suoi termini precisi, che coinvolge le aristocrazie, coinvolge famosi personaggi anche femminili che vanno a cavallo, che guidano le bande, eccetera, eccetera, e questo che racconta nei due ultimi suoi lavori. Sì, uno dei problemi fondamentali che Savoia dovette affrontare fu il problema della delinquenza e della criminalità in Sardegna. Savoia avevano soprattutto intanto una fondamentale diffidenza nei confronti di questo mondo sardo che vedevano povero, arcaico e soprattutto sconosciuto. Era qualcosa di diverso che non riuscivano a comprendere. Il rapporto dei Savoia per i primi 20 anni fu un rapporto esclusivamente con le città. Tutto quello che era il mondo rurale gli restava assolutamente sconosciuto. E l'aristocrazia, quando parlo di aristocrazia tendo a parlare soprattutto della nobiltà feudale, quindi dei grandi feudatari, ma voglio dire, la nobiltà era un concetto molto più largo, cioè c'erano i grandi feudatari, c'erano i piccoli feudatari, c'erano poi semplici nobili che non avevano nessun titolo feudale e che ciononostante facevano parte del ceto nobiliare e godevano di una serie di privilegi tipici della nobiltà. Uno di questi è senz'altro il diritto di foro, e cioè il diritto di essere giudicato da dei nobili. Dovete immaginare che cosa succede ogni volta che un nobile viene accusato di qualcosa. Il tribunale è talmente benevolo che non ne condanna mai uno in modo adeguato e in modo proporzionato ai delitti che vengono imputati a un membro del loro stamento. E questo, al di là di questo, comunque, quando parlo dell'aristocrazia feudale parlo di quel mondo che poi in fondo è diventato urbano, cioè un ceto che si è urbanizzato, che trascorre la maggior parte della sua vita in città, che sta sempre sotto il controllo delle autorità governative, a Cagliari del viceré e a Sassari del governatore di Sassari, con delle tensioni, degli scontri tra gli uni e gli altri, più forti a Sassari che a Cagliari. In sostanza però l'aristocrazia, proprio il ceto più elevato della nobiltà, aveva bisogno del sovrano, aveva bisogno del favore del sovrano per riconoscersi appunto come vertice della società sarda, come l'elite più prestigiosa della società sarda.
Quando io quindi leggevo nella documentazione, nella corrispondenza, sentivo parlare della delinquenza nobiliare, avendo conosciuto l'aristocrazia mi meravigliavo. In effetti di delinquenza nobiliare ce n'era stata più nel Seicento in questo senso, cioè la delinquenza aristocratica era più presente nel Seicento. Chi conosce gli scritti di Francesco Manconi, di Jorge Aleo, sa bene che nel Seicento il famoso Agustin de Castelville, Don Agustin de Castelville, è la storia di Donna Francesca Zatrilla, fu un episodio di una gravità tale da poter mettere in crisi lo stesso potere monarchico in Sardegna, e quindi da chiedere poi degli interventi di una severità che non si erano mai visti in Sardegna. E in quel caso si trattava degli Alagone e dei Castelvia, a cui ho accennato prima, cioè di due famiglie potentissime, le più potenti della Sardegna. Queste due famiglie si erano affrontate in veri e propri bandos, cioè in veri e propri fazioni militarizzate, nel senso che riuscivano a raccogliere anche 2.000-3.000 seguaci e decidevano di danneggiarsi reciprocamente e possibilmente anche di scontrarsi. Don Agustin de Castelville, quando dopo che si attentò alla sua vita, e fu chiaro che era Don Artale Alagon ad attentare alla sua vita, attraversò la Sardegna, tutto il Campidano, arrivò a Cagliari con un esercito di 2.000 cavalieri o forse anche di più, che avevano razziato per strada tutta l'isola, avevano danneggiato tutti i seminati, e si presenta alle soglie del paese di Villassoro e sfida il marchese di Villassoro a scendere in campo, scegliendo le armi il modo che desidera. Questo per dire, con i Savoia è assolutamente impossibile. L'aristocrazia che abbiamo visto era un'aristocrazia molto impoverita, indebolita e così via. Cioè, nonostante nella corrispondenza trovavo soltanto di questa aggressività nobiliare. I viceri che scrivono sempre a Torino: i cavalieri sardi sono la peste del regno, sono loro che accettano, che tengono i banditi, partecipano alle stesse ai furti di bestiame, sono in una gara smodata tra di loro, e l'uso delle armi, le morti e i ferimenti, insomma, si contano quotidianamente e gravemente. E a questo punto dovevo capire chi erano questi aristocratici, e scopro che in sostanza non c'erano più i grandi bandos aristocratici del Seicento, ma c'era invece una combattività e un'aggressività rurale nei villaggi sardi come insospettabile, che tra l'altro difficilmente veniva a galla perché non esistono processi su questi fenomeni. E quindi è inutile andare a cercare nelle fonti giudiziarie, che di solito sono lo strumento per cercare i fatti di criminalità. Insomma, scavi da una parte e dall'altra, tortuosamente cercando un cammino tra i documenti d'archivio, mi sono dovuta confrontare con un'aristocrazia che era fatta dalla piccola nobiltà rurale, cioè gruppi nobiliari che si contendono il potere nei villaggi, contendendosi il potere si contendono l'onore, le cariche locali, l'influenza, il prestigio, e si combattono tra di loro come due fazioni che hanno tutta una serie di codici di comportamento di cui poi parlerò dopo. Per il momento volevo sottolineare una cosa, intanto che la ricerca che ho fatto mi ha portato a ridimensionare tutta, o anzi a riformulare l'idea che del banditismo avevo. Perché l'idea che del banditismo che avevo era quella classica, l'idea che era, non dico che fosse l'idea maturata da Niceforo, che aveva individuato nella Barbagia, nella zona interna della Sardegna, quel nido di antropologicamente inferiore della società isolana, che era costituzionalmente e moralmente criminale. Niceforo non era uno stupido, cioè Niceforo era anche uno scienziato, era criminologo e antropologo, si era servito tutta una serie di studi, dalla misurazione del cranio, dati statistici, ed era arrivato all'idea che le popolazioni dell'interno avessero nel progresso della storia, si fossero talmente isolate
per cui tagliate da ogni confronto con l'esterno, resistenti a ogni influenza culturale esterna, avevano maturato una sorta di chiusura che era anche una sorta di arresto del loro sviluppo. In questo arresto del proprio sviluppo c'è una sorta di patologia che era non soltanto fisica ma anche morale, e quindi la criminalità nasceva da questo fatto. Oggi ovviamente Niceforo scriveva alla fine dell'Ottocento, era un periodo di criminalità altissima. La criminalità in Sardegna diminuisce nei successivi 50 anni, si può dire che diminuisca più che altrove in Italia, basterebbe questo per sfondare, per dare poca credibilità alle teorie di Niceforo. Però le dimensioni del cranio poi penso che siano rimaste le stesse e che nessuno le abbia modificate. Questa teoria, in modo un po' alleggerita, viene ripresa in fondo negli anni 60, anche da persone che cercavano di affrontare il banditismo sardo, i cosiddetti anni di Mesina, che se non finiscano mai, tra l'altro, i cosiddetti anni di Mesina degli anni 60, quando ancora una volta l'ondata di sequestri pone all'attenzione di tutta Italia quello che è il problema della criminalità isolana, e ancora una volta si parla di zone interne. Non si torna più a quella rozzezza razzista di Niceforo, però in qualche modo si identifica, si resta fissa l'idea di un nucleo interno che magari spesso, come succedeva a Orgosolo e come si vede dai murales di Orgosolo, si amantava di una sorta di orgoglio etnico particolare, cioè noi siamo i veri sardi, siamo i sardi dell'antichità, coloro che abbiamo sempre difeso la nostra identità e la nostra libertà contro tutti. Dall'altra parte però si attribuiva la criminalità al fenomeno di scontro tra l'arcaicità di quel mondo e invece la modernità, il rapporto tra globale e locale, possiamo dire ancora una volta. Quello che ho scoperto io studiando la Sardegna del Settecento è che nel Settecento, ma poi ho capito anche nel Seicento, non esisteva una zona interna criminale sarda. I fenomeni che io ho studiato si collocano soprattutto nel nord della Sardegna, e cioè si collocano in una zona particolare, secondo me, che è intanto di maggiore comunicazione con l'esterno. Chi voleva scappare andava in Corsica e bastava dare una voce al barcaiolo di Bonifacio perché venisse a prenderlo dalle coste, dall'Isola Rossa, insomma, lì, da Santa Teresa di Gallura, che ancora non esisteva comunque allora. E quindi dicevo, la criminalità che trovo io è una criminalità intanto che non riguarda la Sardegna interna, è una criminalità che si situa soprattutto nella zona che va dall'Anglona al Montacuto, al Marghine, all'Oceano. Potrei creare un po' questa zona che quindi non ha niente a che fare, se ci pensate, con il Nuese. L'altro elemento è che la criminalità non è un fenomeno di poveri, come per esempio ci avevano voluto dire Hobsbawm, perfino Fernando Brodelle, cioè tutti sostenevano che la criminalità nascesse, fosse una rivolta, diceva Hobsbawm, politica, ma di disagio nei confronti di chi ti opprime. Brodelle parlava di incursioni dei pastori della montagna verso la pianura, e questo tema era stato anche ripreso da un grande geografo, Maurice Lelanoux, francese, che aveva fatto la sua tesi di dottorato proprio sulla Sardegna, intitolata Contadini e pastori in Sardegna. E anche lì il problema è sempre dello scontro tra mondo pastorale e mondo contadino. In realtà questo connubio tra pastoralità e criminalità nel Settecento non l'ho incontrata. Quindi né la povertà, né la pastoralità, né la localizzazione interna hanno trovato conferma nel mio lavoro. Si trattava invece di ceti nobiliari che si affrontavano per disputarsi il potere e l'onore all'interno delle comunità. Ed era una disputa che avveniva con le armi, senza nessuna... che rispondeva a dei codici di comportamento. Le fazioni erano delle fazioni per certi versi
potremmo dire, controllate, cioè uno che apparteneva a una fazione che potesse cervelloticamente aggredire un avversario come vuole. La legge della fazione è anche quella di non mettere a rischio la vita dei tuoi compagni in modo leggero. Quindi esistono tutta una serie di leggi, però c'è anche appunto la legge che è la legge della vendetta. Ma anche qui la vendetta, intanto c'è la legge dell'incontro militare, che spesso avveniva, io devo dire, ero rimasta sbalordita leggendo, per esempio, trovando che a Nulvi il gruppo dei Delitala si scontrano con i Tedde dopo essersi dato l'appuntamento a, non mi ricordo, a Serra Listintos, mi pare si chiamasse il posto, e in cui 100 cavalieri da una parte e 100 cavalieri dall'altro si incontrano. Dopo questo fatto, in cui uno cadde poi ferito e morì, dopo questo fatto se ne fa relazione nel massimo tribunale della Sardegna, nella Reale Udienza. Ebbene, i magistrati sembrano quasi sorpresi dalla correttezza dello scontro, della correttezza con cui è avvenuto questo combattimento. E quando ne riferiscono a Torino, nella relazione che ne riferisce a Torino, è come se non avessero niente da aggiungere. Cioè, c'è stato un corretto combattimento, un leale e corretto combattimento, c'è stato un morto, nient'altro. Siamo appena entrati nel vivo e dobbiamo passare oltre. Adesso passiamo a Francesco Casula. Il suo libro, I tiranni sabaudi, credo ha avuto un grande successo, tanto che ne è stata fatta una seconda edizione arricchita con commenti, con immagini delle presentazioni della prima edizione. E credo che sia in via di esaurimento, perché io a Cagliari ho avuto difficoltà a trovarlo, l'ho trovato ad Oristano, per dire. Evidentemente questo libro risponde a un'esigenza che era molto sentita in Sardegna. Allora, io ti farò subito una domanda, voglio fare una premessa per inquadrarvi un po' per quanto io ne so, se poi io dovessi dire delle cose sbagliate, mi dirà stai dicendo cose non vere. Francesco Casula, leggendo il libro, ne parla anche lui comunque, avrete l'impressione che si possa trattare di temi che richiamano il leghismo o i neoborbonici. In realtà il punto di vista di Francesco Casula, secondo me, nasce nel 68. È il punto di vista di una generazione sarda, di una parte di militanti sardi del 68 che erano arrivati alla conclusione che tra i popoli oppressi del mondo ci fosse anche il popolo sardo, che il popolo sardo potesse essere incluso appunto accanto ai popoli che in quegli anni si battevano per la propria libertà e per la giustizia sociale. Ecco, era un punto di vista non condiviso universalmente, perché c'era un altro indirizzo prevalente nei giovani più legati alla borghesia cittadina, che invece avevano un punto di vista diverso, mentre questa idea era più legata agli studenti di paese, per quanto io ricordo, essendo anch'io stato all'università in quel periodo. Sono passati 50 anni, io non so se questo problema è ancora vivo, in che modo è ancora vivo, si ha difficoltà a capire quale sia la situazione di oggi. In questa situazione di oggi nasce questo libro, che nasce, io ti chiedo come nasce, mi sembra che nasca non solo da un'esigenza personale, ma da un contesto anche collettivo in cui mi pare che tu sia inserito e all'interno del quale operi. Buonasera a totus. Però grazie a chi ha ordinato questo attovio,
che mi pare che questo festival de sos poetas sia da de Balia, mi pare che è arrivato a sa 16ª edizione, mi pare. E io faeddare del suo libro mio in lingua sarda, ma mananarau chi per me da si stranzoso e duncas per i post ospitalitade a pa cambiare luego registro faeddende in italiano. La pregunta che mi ha posto Mario è giusta. Come nasce questo libro e qual è su punto di vista mio? E ha insegnato per una barantina di anni i sul liceo. E mi sono accattato insegnante che si storia del sul libro sia un'istoria se non falsa, mistificata, un'istoria oleografica, un'istoria ufficiale codina, che esaltava per esempio il Risorgimento, le magnifiche sorti del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, gli eroi nazionali, Garibaldi, Mazzini, i Savoia. Io già in quei 40 anni ho iniziato a fare delle ricerche, ad andare oltre la storia ufficiale, per vedere per esempio com'è che queste magnifiche sorti progressive avevano prodotto la questione meridionale, la questione sarda, il sottosviluppo. Evidentemente ci parlavano di una storia, ripeto, se non falsa, mistificata. E allora, approfondendo, io ho trovato la conferma di due ipotesi su cui molti storici hanno iniziato a lavorare. Già per esempio negli anni 70, Carlo Capecelatro, Anton Carlos e poi Nicola Zittara, nuovi storici meridionalisti, che mettevano in rilievo come il sottosviluppo del meridione è un prodotto dello sviluppo del nord. In Sardegna, negli anni 70, c'è un cenacolo dei più grandi intellettuali sardi, da Lilliu, Antonello Satta, a Eliseo Spiga, a Elisa Nivola, che mettono in rilievo due dati: la Sardegna come colonia, la Sardegna nazione oppressa dallo Stato italiano, colonia dello Stato italiano. Io attraverso questi punti di vista sono andato dunque a fare questa ricerca e ho ricostruito 226 anni di storia non sotto il governo sabaudo, sotto lo sgoverno sabaudo, sotto la dominazione sabauda, e ho analizzato i 10 re che hanno sgovernato la Sardegna e poi anche l'Italia, mettendo in rilievo soprattutto un aspetto, la repressione. Ecco perché il libro io l'ho intitolato Carlo Felice e i tiranni sabaudi. Non vi sembri questo titolo enfatico ed esagerato? L'anno scorso un giornalista che è storico, che è stato per 11 anni presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, ha scritto un libro, Savoia, Boia, per cui io sono stato scavalcato da questo giornalista, anche come terminologia. Dicevo la repressione. Inizia subito la repressione, col Marchese di Rivarolo, che alcuni libri presentano come un uomo colto. Io ho qualche dubbio, ce l'ho.
scriveva Barbaricini con 2 C e faceva risalire i Barbaricini non al fatto che erano abitanti della Barbagia, ma al fatto che avevano la barba lunga, e proibì la barba lunga e quindi impose il taglio della barba, perché la barba lunga voleva significare qualche messaggio particolare in codice, quando invece nel secolo prima, nel 600, i barbaricini erano stati costretti a farsi crescere la barba. A parte questo particolare, la repressione più violenta noi l'abbiamo alla fine del Settecento. Ma prima ancora che contro i seguaci di Giovanni Maria Angioy, contro 2 paesi che voglio ricordarli. Uno è Bono, il paese natale di Giovanni Maria Angioy. L'altro è Tiesi, un centro forte di resistenza antifeudale. Bono. Arrivano a Bono tra il 4 e il 5 luglio del 1796, dopo il fallimento del tentativo angioiano. Arrivano a Bono 900 giannizzeri con 4 cannoni per distruggere, devastare, bombardare Bono. Fortunatamente gli abitanti sono scappati, avvertiti dai paesi vicini. Trovano solo una giovane disabile, paralitica. Le strappano le mammelle, la violentano e la uccidono. Lo storico ufficiale dei Savoia, Giuseppe Manno, dirà: non hanno avuto pietà di una povera disabile. 4 anni dopo, 1800, vanno a Tiesi, 1500 armati, per lo più avanzi di galera, a cui era stata promessa l'amnistia. Tentano di distruggere Tiesi, incendiano le case, uccidono. Le donne, per difendersi, sono costrette a ricorrere a spiedi arroventati ai bastoni. Chi manda questi 1500? Il fratello di Carlo Felice, il duca di Moriana, da Sassari, di cui era governatore. Carlo Felice. Perché io ho messo nel titolo Carlo Felice e i tiranni sabaudi? Perché Carlo Felice è considerato il peggiore fra i tiranni sabaudi, sia da viceré che da re, con 3 caratteristiche fondamentali. Al fatto che era reazionario, il più reazionario dei Savoia, ha 3 caratteristiche fondamentali. Primo, è ottuso. Così lo definisce Raimondo Cardaraspi, ma così lo definiva Pietro Martini, uno dei fondatori della storiografia sarda, che dice esattamente questa frase. Carlo Felice era alieno dalle lettere. E vabbè, non tutti possono essere poeti, scrittori. E prosegue. E da ogni attività che gli ingombrasse la mente. Lo storico Aldo Accardo, che fa la prefazione alla storia del Martini, alla fine della prefazione traduce questa frase: un perfetto imbecille. Un perfetto imbecille. Se fosse nato e vissuto nel periodo giudicale, mai e poi mai sarebbe diventato re. Perché all'interno della civiltà giudicale il giudice certo doveva provenire dalla famiglia giudicale, però doveva essere intronizzato dalla corona dell'Ugu, dal Parlamento, e mai e poi mai avrebbero intronizzato una persona di tal fatta. Ma secondo me la caratteristica fondamentale di Carlo Felice non è tanto questa, è un'altra: Carlo Feroce. Ma feroce lo chiamano i liberali piemontesi, lo chiama feroce Angelo Brofferio, che è uno scrittore, poeta, autore di testi teatrali, imprigionato da Carlo Felice in quel periodo. Non solo, Angelo Brofferio verrà eletto parlamentare in Sardegna, in opposizione a Cavour, nel 1858. Carlo Felice è il più feroce, delega
la repressione a un famigerato giudice Giuseppe Valentino, che innalzerà forche in tutta la Sardegna. Forche dove finiranno i patrioti sardi come Francesco Ciloco e Francesco Sannacorda. E finiranno questi patrioti, non solo loro due, ma altre decine e decine, penso per esempio ai martiri non della congiura di Palabanda, della rivolta di Palabanda, o meglio della tentata rivolta di Palabanda, faranno questa fine. Il fine riguarda tutti questi che verranno uccisi. Prima vengono impiccati, poi si taglia loro la testa, che viene rinchiusa in una gabbia di ferro ed esposta all'ingresso dei paesi come monito. Non contenti di questo, il resto del corpo viene fatto in 4 e poi bruciato, perché di loro non deve rimanere niente. Viene fatto in 4 e in Sardegna e in sardo, nella lingua sarda, non a caso è rimasta un'espressione, il rappresenta supeus il ro, supreus frastimu, si può narrare era una persona, isquartarausias. Ma non basta questo. Ha un'altra infamia. Noi in sardo naramus un'altra titulia di cui si è macchiato Carlo Felice. Era famelico, sempre alla ricerca di soldi. Quando i sovrani sabaudi arrivano in Sardegna, perché non si presenteranno mai fino al 1799? Questo già vi dice lo sprezzo che avevano nei confronti dei sardi. Persino i sovrani aragonesi e spagnoli, che rappresentavano ben altro, venivano in Sardegna, è venuto in Sardegna per esempio per aprire il Parlamento, le sedute del Parlamento, loro mai. Arrivano nel 1799 cacciati da Napoleone come esuli e arrivano, dicono gli storici, senza mutande, pidocchiosi, senza un soldo. E cosa fanno come prima scelta? Triplicano il donativo, che erano le tasse regge, che passa da 200.000 lire sarde a 600.000 lire sarde in un colpo solo. Carlo Felice si becca 40.000 lire sarde. Muore il fratello minore, il duca di Moriana, quello che ha spedito i soldati a Tiesi, e i 40.000 lire del fratello minore se li becca lui, quando dovevano ritornare alla tesoreria reggia. Scriverà un patrizio algherese, filo sabaudo e filo monarchico. Ripeto, ricordo che anche Pietro Martini, che da quel giudizio era filo monarchico e filo sabaudo, scriverà questo patrizio algherese, Giovanni Lavagna, le cui carte verranno pubblicate, guarda caso, quasi 200 anni dopo, nel 1987 da Carlino Sole. Scriverà Giovanni Lavagna, patrizio, ripeto, filo sabaudo, che farà una carriera travolgente fino ad arrivare, lui giurista, al massimo grado della magistratura, alla Reale Udienza. Scriverà nelle sue carte, nel suo diario, non potevano aumentare quelle tasse per 2 motivi. Un motivo di diritto, non convocano il Parlamento. Un motivo di fatto, siamo all'inizio dell'Ottocento. E dalle descrizioni degli storici coevi, penso in modo particolare a Giovanni Siotto Pintor, Pietro Martini, ma lo stesso Giuseppe Manno, la Sardegna attraversa una crisi terrificante in cui la siccità, le malattie, la crisi agraria, le invasioni barbaresche che si moltiplicano, creano una situazione invivibile. La gente muore di fame, ma non metaforicamente. Trovano i cadaveri per strada. Decine di migliaia di bambini muoiono di vaiuolo. Carlo Felice e i tiranni sabaudi triplicano le tasse. In questa situazione, in cui non si poteva manco pagare il soldo ai soldati, lo stipendio agli impiegati. Non è mica finita però, io posso anche fermarmi, ma non è mica finita la repressione, continuerà. Per esempio, faccio solo questo esempio e poi ritorno. Alcuni libri, molti libri di storia, io ne ho analizzato circa 400, parlo in modo particolare delle scuole superiori,
parlano di Carlo Alberto re liberale. Ma re liberale dove? Cito un episodio che è significativo. Nel 1833 fa fucilare un giovane sardo, Efisio Tola, il fratello del più famoso Pasquale Tola. 29 anni, tenente liberale dell'esercito. Sapete il motivo? È stato sorpreso a leggere La Giovane Italia. E io mi sono detto, ma come? Ma abbiamo insegnato che La Giovane Italia è il manifesto del Risorgimento, dell'Unità d'Italia. Lo fa fucilare perché leggevano La Giovane Italia. Ma la repressione continuerà alla fine dell'Ottocento, terrificante, in Sardegna ma anche in Italia. Penso in modo particolare alla strage di Milano, quando l'esercito interviene con i cannoni, la prima volta nella storia italiana, 80 morti e 400 feriti. C'è uno che i libri di storia chiamano il re buono, Umberto I. È lui che dà l'ordine al generale Bava Beccaris di sparare sulla folla. Non solo. Bava Beccaris per questa valentia sarà premiato, avrà la massima onorificenza dei Savoia e verrà nominato senatore del Regno. 1898. Ma un anno dopo arriva un intero reparto dell'esercito, il reggimento 167. Si dirige verso il Nuorese, a Nuoro, Dorgali, eccetera. Circa 1000 arresti. Decine di migliaia di capi di bestiame sequestrati, sottoposti a un marchio a fuoco, SG, sequestro giudiziario. Non verranno mai restituiti, anche se quei circa 1000, la maggior parte saranno assolti, ritorneranno nei loro paesi, non troveranno più il bestiame e comunque un anno di assenza ha significato la distruzione del loro patrimonio. Strage di Bugerru, 1904. E io mi chiedo perché finalmente i libri parlano della strage di Bugerru. 3 morti. E non parlano delle decine di morti del 1906? Cagliari, Iglesias, Gonesa, Nebida, Villassalto, Bonorva. Si spara sulla gente. Cosa sta succedendo? La Sardegna attraversa un'altra crisi terrificante. E siamo in piena unità d'Italia, che i libri appunto ufficiali esaltano le magnifiche sorti di questa unità d'Italia. Ma dove? La Sardegna attraversa una crisi terrificante, inizia un'emigrazione biblica. Non c'è paese ancora oggi che non abbia avuto il suo emigrato in Argentina. Fine 800, inizio 900. E la spiegazione ce la dà un articolo di Gramsci, pubblicato nel 1919 dall'Avantis edizione piemontese. Un articolo di Gramsci, guarda caso, persino dai suoi nipotini, bellamente nascosto. Non so quanti di voi hanno letto questo articolo. Gli spogliatori di cadaveri. Scrive Gramsci. Dopo la rottura dei trattati doganali con la Francia, dal delirante Francesco Crispi, che inizia la sua politica coloniale, una politica coloniale a straccioni, non c'era più niente ormai da conquistare se non della sabbia. Cosa dice Gramsci? Ho quasi finito. Gramsci dice: con la rottura dei trattati doganali con la Francia, i prodotti agropastorali, io parlo di quelli della Sardegna, ma il discorso riguarda anche il meridione, non hanno più sbocco, perché Crispi rompe i trattati doganali con la Francia, che prevedevano l'importazione di prodotti industriali
da parte dell'Italia e da parte della Francia all'importazione di prodotti agropastorali, la Francia per ritorsione rompe anche lei i trattati. A questo punto cosa succede? I prodotti agropastorali non hanno più uno sbocco. Fino al 1887, documenta Raimondo Cartaraspi, venivano esportati animali in Francia pagati fino a 22.000 capi di bestiame, pagati a peso d'oro, non metaforicamente pagati cari, ma pagati con l'oro e non con la moneta francese. Una volta che rompono i trattati commerciali con la Francia, questo mercato finisce. Non solo, un ettolitro di vino veniva pagato prima della rottura dei trattati doganali con la Francia dalle 35 a 40 lire sarde. Dopo la rottura, 7 lire sarde. Voi pensate che i vignaioli, che i contadini continuano a coltivare la vigna? Abbandonano la vigna. E i pastori a chi vendono le pelli, il formaggio, la lana? Non hanno più mercato, abbandonano la pastorizia. Ecco allora Gramsci che dice: arrivano in Sardegna gli spogliatori di cadaveri, quelli che impiantano per primi i caseificci. Arriveranno dal Lazio i fratelli Castelli, ecco Pecorino Romano. Vanno dal pastore: ma tu vuoi abbandonare il gregge? Certo, a chi vendo io i prodotti? Poi non ho manco i soldi per anticipare l'affitto. Non preoccupati, te lo anticipiamo noi. E lo anticiperanno loro, i fratelli Castelli, poi verranno anche dalla Campania, dall'Emilia. Chi stabilirà poi il prezzo del latte? Seconda categoria di spogliatori di cadaveri, gli industriali delle miniere. Ma quali industriali? I redditieri, al massimo c'è il lavaggio. I minerali vengono presi e portati al nord, dove verranno verticalizzati e lì si produrrà la ricchezza. Terza categoria di spogliatori di cadaveri, gli industriali del legno, i distruttori dei boschi, da Flumini Maggiore ad Austis, boschi ad alto fusto verranno distrutti. Un quarto dell'intera superficie sarda, città comprese, verrà raso al suolo. Servono le traversine per le ferrovie del nord, serve il carbone per le industrie del nord. Mi fermo qui, ma la storia non è mica finita. La storia continuerà. Credo bene, dobbiamo ancora arrivare alla prima guerra mondiale, al fascismo, alle leggi razziali, all'entrata in guerra con la seconda guerra mondiale. Francesco Cadura sarebbe stato l'avvocato, naturalmente, è come se il processo l'avessimo fatto, l'accusa l'abbiamo avuta. Non so se qualcuno vuole intervenire, è stato sollecitato a fare qualche domanda Sì, Giovanni. Un paio di cose sono strane, ad esempio la cosa della Sicilia. Ho trovato un fatto stranissimo a Palermo. Avviene una rivolta, viene chiamata la rivolta del 7 e mezzo. Vengono uccisi 98 carabinieri, mentre tra la folla muoiono circa 2500 siciliani. È un'altra delle stragi incompiute di cui non si parla. Nel 62-63, con la repressione delle truppe piemontesi, nella zona delle ocerie e brigantaggio, muoiono circa 20.000 persone. Un'altra delle stragi sconosciute. E mentre parliamo dell'emigrazione, l'emigrazione della Sardegna, io ho stato l'emigrazione nel Nord America. Tra il 1915, il 1902 e il 1916 partono dalla Sardegna, nel Nord America 40.000 persone. La maggior parte sono tutte del Nord Sardegna, come diceva lei, dopo la chiusura. Solamente ho trovato 600 persone che partono negli Stati Uniti. Ma il caso più eclatante e più strano sono un paese come Fondi. Come Fondi partono nel giro di 12 anni 320 persone, che è stranissimo, dalla Barbagia, dal Paese, e vanno tutti, una cosa strana, tutti questi paesi vanno, 280 vanno nella stessa città,
vanno in Pennsylvania, in una città che si chiama Shenandoah, sono tutti minatori. Ed è appunto un'immigrazione di non ritorno. Negli atti comunali, cioè della gente di Fondi, non esiste notizia di questo. Il sindaco qui parla di 20-30 persone, se ricordavo. Il 90% di questi non sono mai tornati a Fondi e si è persa la traccia. Perché poi, un'altra cosa ancora più strana, nella prima guerra mondiale ci sono 450.000 italiani disertori, sono tutti emigrati. È ancora più strano che 80.000 di questi, quando entrano in guerra l'America, si arruolano con l'esercito americano. Vengono mandati in Europa circa 40.000, ne muoiono 4.000. Negli albi italiani esiste solo il nome di 1.000 persone. Tra questi ci sono 600 sardi che si arruolano con l'esercito americano, ne muoiono 22, e poi cambiano già il cognome. Ho trovato un certo di Berghino che si chiama Francesco Sardet, diventa Frank Sett, uno di Borgo diventa Anthony Mula, e gli americani a queste persone gli danno tutti gli onori. Noi li abbiamo dimenticati. Allora tutti viene dato un diploma d'onore della nazione americana riconoscente per questi caduti, per la libertà e per la difesa della nazione. Questa è la nostra storia. Noi ci ricordiamo tutto. Non parliamo poi della prima e della seconda guerra mondiale, perché un altro massacro di quelli di cui non abbiamo notizia. Grazie. Sono altri interventi? Simonetta, prego. Volevo chiedere se volete fare un accenno alla polemica, insomma, che non è attuale ma è di lungo corso, sulla rimozione dei simboli riguardo la tirannia. C'è qualche altra domanda, così risponde a tutti? Io volevo chiedere alla professoressa se, diciamo, nella corrispondenza dei giudici mandata a Torino c'era un'idea di una missione civilizzatrice piuttosto che diciamo, un mantenere l'ordine a stretto giro, oppure le due cose erano complementate o complementarie, o se diciamo, l'idea di una missione civilizzatrice viene dopo durante la modernizzazione. Ecco, grazie. Io non riesco a vedere bene se c'è qualcun altro. Altrimenti cominci tu. La magistratura centrale, diciamo così, in Sardegna, la Reale Udienza, l'ha citata anche il collega, no, non aveva una funzione civilizzatrice. È vero che era composta da magistrati, si sente? Sì. Sì, è vero che era composta da magistrati piemontesi e da magistrati... Sì. È vero che era composta da magistrati piemontesi e da magistrati sardi. C'era almeno in quel primo periodo, ma ovviamente bisognerebbe scaglionare bene nei decenni successivi, ma in quella lettera di cui parlavo c'era una sorta di comprensione verso una giustizia, di questo avrei voluto parlare, non c'è stato il tempo, ma anche i magistrati, che erano espressione dell'autorità regia e quindi della giustizia del re, quindi di una giustizia autoritaria, verticale, che scendeva dall'alto, che aveva come compito quello di punire il crimine e quindi di eliminare il colpevole. Cioè, nonostante avevano questi magistrati di quegli anni, avevano dato una sorta di comprensione e anche tolleranza e forse anche accettazione di una giustizia comunitaria, che invece è diversa dalla giustizia regia, e cioè da una giustizia negoziata, da una giustizia che non tende a punire il colpevole, ma mette l'offeso e l'offensore l'uno davanti all'altro, in modo che si trovi una compensazione. Esistevano infatti, adesso per moltiplicarla, esistevano i paceri, esisteva tutto un sistema comunitario che tendeva a
non a eliminare il colpevole, ma a curare, a sanare quella sorta di ferita che si era creata all'interno della comunità. Tant'è vero che, se voi pensate, così come le faide si scontravano in luoghi pubblici a cui tutti potevano quasi partecipare, potevano assistere, non partecipare, e quindi questi scontri risultavano quasi dei giudizi di Dio, possiamo dirli adesso esagerando un po'. Anche le paci tra le fazioni erano poi un atto pubblico ed erano un atto contemporaneamente giuridico, perché c'è il notaio che registrava la pace tra le due fazioni, le firme, confermava insomma che i testimoni, i firmatari e così via, ma era un atto giuridico ed era anche un atto religioso, perché era abbinato spesso a una cerimonia in chiesa. Ne parla per esempio Vittorio Angis di un episodio di questo genere. Ed era anche un atto conviviale, di solito si concludeva con un grande pranzo, dove dove nemici di un tempo si stringevano le mani, bevevano insieme, sparavano a salve verso il cielo piuttosto che contro loro stessi. E infine c'erano perfino forme di sigillo particolari di queste parti, di andare oltre, mentre invece la giustizia reggia era una sorta di giustizia vindicativa del sovrano che non teneva in nessun conto la persona offesa. E devo dire che i magistrati nel Settecento erano ancora in una via di mezzo, che non sempre si facevano sostenitori accaniti della giustizia regia, erano in grado di tollerare, di comprendere perfettamente che ci fossero altre vie della giustizia. Non so se ho soddisfatto la sua curiosità. Io rispondo volentieri alla questione dell'abbattimento. Noi però parliamo di spostamento della statua di Carlo Felice. Però prima un cenno vorrei farlo su un altro dato, perché non vorrei che si considerasse il mio libro solo dal punto di vista della repressione, quando invece affronto in larga misura tutto il problema economico, le tasse, e non parlo di quelle feudali, anche quelle quando il feudalesimo viene abolito, altissime. Anche queste sono documentate in più scritti di Gramsci, assolutamente sproporzionate rispetto alla capacità contributiva dei sardi. E qualcuno mi ha obiettato: ma se i sardi erano così poveri, come facevano a pagare queste tasse alte? Non le pagavano. E cosa succedeva quando non pagavi le tasse? Ti sequestravano pezzettini di terreno, piccole case. Giuseppe De Sica, Paese d'Ombre, bellissimo romanzo dello scrittore di Villacidro, dice: ai contadini sequestravano il carro a buoi. Bene, su questo sequestro dei beni c'è addirittura un'indagine, ma non da parte di un seguace di Giovanni Maria Angioi, da parte di un presidente del Consiglio, Francesco Saverio Nitti, presidente del Consiglio dal 1919 al 1920. L'indagine riguarda 12 anni, 1887-1899, 12 anni. Poi lui stesso dice in questa bellissima opera sul Risorgimento: dopo la situazione peggiorerà. Bene, quali sono questi dati? In questi 12 anni in Italia sono stati sequestrati, naturalmente Francesco Saverio Nitti non usa questa mia terminologia, dice sono stati incamerati dallo Stato. Vedete la lievità del termine, incamerati non vuol dire sequestrati. Bene, in Italia 52.867 beni in Italia. Nella sola Sardegna 52.060. Il 50% dei beni sequestrati da parte dello Stato avvengono in Sardegna.
la prova provata del fatto che quelle tasse erano assolutamente sproporzionate. Veniamo a Carlo Felice, ma in genere al movimento che si sta sviluppando, ma nel pianeta, non in Sardegna, contro le statue dei tiranni, dei razzisti, dei colonizzatori. Devo dire la verità, questa volta abbiamo però un primato. Abbiamo iniziato 4 anni prima. Noi abbiamo iniziato 4 anni fa a porre il problema dello spostamento di Carlo Felice, della statua, da Piazza Ienne a casa sua, al Palazzo Regio, senza piedistallo, con una bella didascalia. Qualche sciocco ha detto che noi attraverso questa operazione vogliamo seppellire la storia. Il contrario, la storia vogliamo dissotterrarla. E occorre chiarire bene che non c'entra niente la storia con le statue o con le titolazioni delle vie. Chi è che ha deciso la statua di Carlo Felice? Lui. Chi è che ha deciso di cambiare le vie in Sardegna? Moltissime vie sono intitolate ai Savoia o ai loro compari. Loro. Cos'è la via? È la scelta da parte di un potente di attribuirsi quella via. Cos'è la statua di Carlo Felice? Che simboleggia Carlo Felice in Piazza Ienne, in una delle piazze principali della capitale della Sardegna? Simboleggia il potere e il dominio. Io simbolicamente continuo a dominare. Tu, sardo, devi omaggiarmi. Devi rispettarmi, sei un suddito. Questa cosa è intollerabile in un paese civile, che cioè la statua sia dedicata a un tiranno di tal fatta. Significa dimenticare la storia. Il contrario. Voi immaginate cosa potrebbe succedere se si sposta Carlo Felice da Piazza Ienne. Io personalmente sono per spostarlo, perché ormai quella statua è un bene culturale, per la verità è un falso storico, perché si fa rappresentare come un centurione romano nell'Ottocento, una sciocchezza risibile. Comunque è un bene culturale, è un bene scultoreo, lo prendiamo, lo mettiamo a casa sua. Ripeto, con una bella didascalia, non la mia, non quello che penso io, quello che pensa Pietro Martini. Cos'era costui? Le vie, ugualmente. Ma mi spiegate voi perché noi dobbiamo ancora avere come vie intitolate a questi personaggi? Io stasera dormo in un bed and breakfast di Seneghe, in una via bellissima, via Maista Caria, e mi hanno spiegato che questa è una maestra che durante la guerra devolveva parte del suo salario alla povera gente, già un salario basso. Questi sono i personaggi a cui dobbiamo dedicare le nostre vie. Anche perché le vie prima dei Savoia c'erano, per lo più erano vie in sardo, e questo è un altro elemento da rivalutare. Io dedico moltissimi capitoli al tema della cultura, della storia, della lingua sarda. Sapete cosa scrive Carlo Baudi di Vesme in un'opera, Considerazioni economiche e politiche sulla Sardegna, commissionata dal re liberale, quel Carlo Felice che fa Carlo Alberto che fa fucilare Efisio Tola. Scrive questo: debbasi insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado l'italiano. E vabbè, se si rispetta il sardo io sono d'accordo, l'ho insegnato per 40 anni l'italiano. Prosegue: debbasi insegnare l'italiano come elemento di incivilimento, proibendo il sardo. Qui non siamo alla pura proibizione, siamo alla criminalizzazione di una lingua. E quello che io lamento non è tanto che Carlo Alberto e Carlo Baudi di Vesme abbiano scritto questo, è che la criminalizzazione noi l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo introiettata, metabolizzata, per cui io sento in giro puzzi puzzi e stai a fare il dente in sardo.
come se ci fosse una lingua vuzzi vuzzi e se la lingua non fosse espressione di un popolo. Tanto che noi oggi continuiamo a parlare in italiano e mai o quasi mai in sardo. Questo è intollerabile. Diceva Cicitu Masala, a un popolo che li podermo e totu e zighi da vivere, zico li mo e salimba, ziche moridi. Qualcosa da aggiungere, Maria? No, direi no. Credo che se non c'è qualche altro intervento, io... Zitenzo 2 minuti, sì. Un'altra cosa la nao. Sciaboletta, Vittorio Emanuele III, quello della prima guerra mondiale, e lasciamo perdere. Sarebbe molto da dire. Ha sfiancato il Parlamento per un anno per convincerlo a entrare in guerra quando il Parlamento italiano, fatto di liberali, socialisti e cattolici, era neutralista. Fascismo, e lasciamo perdere. Chi nomina Mussolini aveva 33 parlamentari, peraltro eletti nel listone nazionale, manco in liste fasciste, su 545. Sciaboletta. Leggi razziali, non dico proprio niente. Leggi razziali. C'era addirittura un articolo dello Statuto Albertino che aveva previsto il riconoscimento della religione ebraica, e questo addirittura, altro che riconoscimento della religione, li mette fuori legge, li interna nei campi di concentramento. Seconda guerra mondiale, lasciamo perdere, la più grande tragedia dell'umanità. Io vorrei spendere invece qualche minuto su un fenomeno, su un problema di cui non si parla mai. Il 9 settembre, coraggiosamente, Sciaboletta, questa volta con Badoglio, scappa e va a Brindisi. Nei fronti di guerra noi abbiamo 650.000 soldati, dall'Albania alla Grecia, alla Jugoslavia, e 12.000 sardi. 12.000 sardi, 18, 20, 22 anni la maggioranza. Impossibilitati perché è difficilissimo tornare in Sardegna, se non altro perché c'è il mare, e hanno due alternative: aderire alla Repubblica Sociale di Salò, quasi nessuno aderirà, essere internati nei campi di concentramento. La gran parte fa questa fine. Bene, pochissimi ritorneranno. Della maggior parte noi ancora oggi, a 70 anni, non sappiamo che fine hanno fatto. Probabilmente la gran parte è morta nei campi di concentramento. 400. Come? 400 ne sono morti. E ne hanno internato 7.000, sai. No. I caduti? Sì. I caduti sono 6.500. Ora, noi giustamente ricordiamo il 27 gennaio, giornata della memoria, giustamente. E parliamo degli ebrei, bla bla, eccetera. Perché qualche volta non rimaniamo a casa nostra e non parliamo di questi giovani? È un problema che io pongo, perché noi dobbiamo anche liberarci dalla mania di parlare sempre degli altri come se noi non esistessimo. Va bene, grazie della vostra presenza. Spero che qualcosa... qualche convinzione, almeno qualche informazione sia arrivata. Sono libri entrambi molto raccomandabili. Buonasera a tutti.